Luca Giudici, numero 8 Erar Lacti, numero 15 Luis Maldonado, numero 18 Lorenzo Pinzauti, numero 23 Eyob Zambataro, numero 32 Franco Lepore, numero 90 Dudu Magni. In panchina, a disposizione del ritornato mister Alessio Tacchinardi, ci sono con il 12 Burigana, con il 3 Maldini, 4 Sangalli, 9 Eusepi, 10 Scapuzzi, 14 Stanga, 19 Longo, 21 Girelli, 4 Berra, 30 Rossi, 98 Zuccon. Sappiamo esserci diverse defezioni sia lato fisico che lato ahimè sanzionatorio, situazioni un po' strane. Terna arbitrale in divisa fucsia nera, ci sono l'arbitro di Genova Francesco Burlando, assistito dai signori Bianchi di Pistoia e Linari di Firenze, con quarto uomo Cortese di Bologna. Squadre in campo, Lecco che attacca da sinistra a destra guardando il terreno verde dalla postazione delle telecamere, a questo punto dalle tribune. Di fronte abbiamo le panchine schierate. Sentiamo se dalla regia abbiamo il collegamento con Matteo Bonacina. Non ce l'abbiamo, quindi ci collegheremo successivamente. Partiamo invece con il commento della gara, per cui il calcio di inizio dovrebbe essere fischiato in questo momento, credo. Sì, stavo guardando, c'è il capitano Luca Giudici qui, il primo tra gli inquadrati, a girare sulla fascia mancina con Zambataro che era vicino alla postazione di avvio dei giochi fatta da Pinzauti. Ecco che parte subito col possesso palla dalle retrovie, ci sono Enrice Pecorini, due centrali, poi la palla che viene subito tentata in un lancio lungo verso Magni che la aggancia anche bene, poi prova il cross, c'è il colpo di testa alla rete di Pinzauti. Subito ottima la giocata di Magni sul fondo, riesce a mettere un cross che sembrava quasi innocuo, molto complicato per Pinzauti, e il numero 18 con un lob di testa la infila sul secondo palo. Siamo praticamente metà del primo minuto. Lecco che meglio di così non poteva partire. Assolutamente, perché ripeto, poi qui non è che devi giocare a protezione segnando il primo minuto, è molto presto, e se non è ancora scoccato il secondo minuto, siamo a 50 secondi. Adesso durante l'esultanza al 50esimo secondo, eravamo forse al 36esimo, giù di lì, il lancio di Zeglia che mi passa di bella gestione della palla difficile di Magni, e poi Pinzauti che fa un grande stacco e brucia Faedo sul primo palo, e Sheikh che guarda la palla spegnersi sul secondo palo. Ottima giocata, filtrante, e soprattutto Dudu direi sì, bella, soprattutto ha temporeggiato e non ha fatto uscire il pallone. Ancora il Lecco in davanti. La cross, la palla al centro era azione fotocopia. Sì, questa volta c'era Magni che però è stato Maldonado che però mi dicono non è riuscito, che non ha fatto la preparazione completa perché aveva lui credo che venga da Catanzaro, giusto? Mi sembra di sì. E ha dovuto poi sistemare l'aspetto economico con Catanzaro, per cui non giocava, però è un giocatore molto pericoloso dal punto di vista anche dei calci piazzati da fermo. Intanto cominciamo con i problemi di latenza, che vuol dire perdere Zeliak, la conclusione dei battute, problemi di latenza di mal di mare. Eleven ci ha abituato a queste riprese un po' complicate. Baldozzolanti. Stato Lepore sul punto di battuta di questo rilancio. Non era Zeglia, probabilmente era Lepore che ha fatto partire il lancio per Scusami Stefano, mi sembra di notare, lo vedevo da quando è partito il primo minuto di gioco, il campo se è in erba, e mi pare in erba, con un'erba un po' alta però. Sì, sembra, adesso vedendo il pallone rimbalzare sembra proprio... Ma guarda quando scorre il pallone. Dobbiamo dire ai nostri amici a casa che intanto il Lecco si è portato in vantaggio con una bella azione orchestrata da Dudu Magni, che ha messo al centro area, e Pinzauti ha anticipato il suo diretto marcatore con un colpo di testa a colombella, lo possiamo definire? Sì, palombella, come si suol dire. Sì, diciamo sempre un volatile. Sempre il Lecco che riparte con Dudu Magni, che è partito praticamente con i ritmi giusti. 2 contro 2, Pinzauti centrale, smista bene per Zambataro che frena, rientra sul destro, attende la salita di Giudici. Adesso si è un po' spenta l'azione, Giudici fa partire un lungo cross, vediamo, bello l'Epo del controcross al volo, non semplice, ribattuto, ancora Lepore che mette un ottimo pallone. Mamma mia, poteva essere l'azione del 2-0. Giudice anticipato sul secondo palo. Diciamo che la fascia destra dell'Ecco in questi primi 4 minuti sta mettendo in seria difficoltà
la retroguardia della squadra di Verona. Adesso Giudici attaccato, cercano di uscire con Lonardi, poi Alfredson in difesa del pallone. Si riparte con Ruggero dalle retrovie, una Virtus Vecom che è stata abbastanza presa come posso dire, di sorpresa, perché il Lecco con un paio di lanci, il primo è andato a rete, il secondo quasi con Giudici. Vediamo se adesso riesce a riorganizzarsi il numero 27 Faedo con Lonardi. Noi abbiamo quello che oggi potrebbe essere il nostro punto dolens, è la difesa che perde un marcatore centrale e un giocatore di importanza di stazza come Battistini per squalifica, mentre per i cambi d'attacco non dovremmo avere problemi, perché c'è Eusebi in panchina, non abbiamo Buso che anche lui è stato squalificato, e non vedo però neanche in panchina Sangalli, quello che abbiamo preso dall'Inter. Ah sì, c'è. Insieme a Maldini, Eusebi e Scapuzzi sono un po'. Maldini mi è sembrato sinceramente molto indietro con la condizione. Io ho visto qualche amichevole, non mi è sembrato molto sul pezzo, molto pronto. Sì, no, scusa, io stavo un attimino capendo le inquadrature. Ripartiamo, Stefano, ripartiamo con la... Sì, adesso è il Virtus Verona che cerca quantomeno di organizzarsi. Noi siamo l'unica squadra che gioca oggi del Girone A. Lo controllo io. Adesso stavo guardando, l'unica ferma è la Juventus Next Generation segnata qua addirittura, mentre le altre le dà tutte per avviate, tranne ovviamente Pergolettese e Piacenza questa sera alle 20:30 e anche Triestina al Pordenone alle 21, quindi un orario sfalsato per le due sfide. Mentre adesso attenzione, la Vecomp che prova con questa avanzata di Lonardi di fianco a sé a Vesentini. Lonardi attende, quindi Giudici può coprire, siamo sulla tre quarti. Siamo in difesa 4 se non sbaglio. Sì, infatti volevo accennarlo, però dopo attendiamo la fine dell'azione, perché Alfredson cerca lo scambio alle porte dell'area di rigore. Attenzione, cercano di entrare con Amadio dalla sinistra, Tronchin l'appoggio largo, vediamo se è Giudici che stacca solo per un istante, però c'è un fischio. Sì, no, volevo dirti infatti che ho visto Enrici praticamente fa il mancino, il terzino mancino, di là c'è l'Epore e i due centrali dovrebbero essere... L'altra cosa che mi incuriosisce è che non è stata così, non c'è stata data nessuna spiegazione, non è stata data nessuna spiegazione ufficiale, è la mancanza di Melgrati, il portiere, che sembrava essere lui il titolare. Sì, era anche convocato, cioè, ho visto la lista dei convocati e c'era, invece non neanche in panchina, quindi da spiegare, magari quando riusciremo tra primo e secondo tempo a parlare con Matteo, magari a qualche... Palla Lecco con il 15 Maldonado che riparte dalla sua difesa, fallo, lancio, non ha fischiato nulla, Pinzauti è andato lungo disteso, probabilmente per una ancata del difensore. Adesso Alfredson lo evita in impostazione, siamo nel 7° minuto, 1-0 Lecco, sbaglia la fase di centrocampo la Verona e riparte il Lecco con Giudici. Campo peraltro bruttissimo, affiorano anche delle buche non coperte da erba, quindi terra allo stato puro. Sì, sembra proprio... non dico zolle messe un po' a caso, però amici collegati con LCN Stadio per la partita Virtus Verona Lecco Calcio, che vede il Lecco già in vantaggio con un gol di Pinzauti su ottimo passaggio e azione di Dudu Magni. Intanto cominciamo a goderci questo vantaggio, perché mette in condizione questi signori, tra virgolette, per vecchi rancori che ho con loro, no? Tipo trattamenti non certo privilegiati ma anche poco educati, questi signori intanto devono rincorrere e questo non fa male, perché se corri tu e io corro un po' meno mi stanco meno, dicono, no? Sì, come diceva, non mi ricordo chi, fate sudare il pallone. Il pallone non suda. Il pallone non suda. Forse era Nils Litton. Era Nils Litton. E intanto stavo vedendo che, come dicevi tu, Maldonado non sembra proprio in formissima, però ha un piazzamento, cioè ha una capacità di piazzamento che... Questo qui è un signor giocatore. Io sono stato contento di quello che considero uno degli acquisti più azzeccati,
adesso appena troverà la condizione giusta, secondo me poi sarà schierato, qualcosa c'ha dentro, magari non è al 100, sarà al 60, però vabbè. Però questi tipi di giocatori poi sanno anche come risparmiare, francamente, un'altra botta a Pinzauti intanto. Però ecco, Pinzauti su cui io lo chiamo Pinzauti, poi non so quale sia. Pinzauti o Pinzauti, che dir si voglia. Pinzauti, su cui avevo delle remore, perché mi ricordava un po' Chinellato. E invece devo dire che si muove in maniera completamente opposta, va a difendere, va ad attaccare, rompe le scatole ai marcatori centrali. Sembra molto meglio piazzato fisicamente. Sì, non mi sembra che Chinellato era più uno che l'aspettava e poi aspettava un autobus che non arrivava mai. Piccolo break pubblicitario, a subito dopo. Ritorniamo in studio con la partita qui all'LCN Stadio, cari amici blucelesti, Virtus Verona Lecco, il risultato al 10° minuto, Virtus Verona 0, Lecco 1, gol di Pinzauti su azione molto intelligente e assist altrettanto intelligente e bello di Dudu Magni, che pare veramente ispirato. Sì, ma anche ho visto lui, Dudu, si muove bene, convinto soprattutto, magari quando la sua precedente esperienza a volte sembrava un po' sbagato, invece oggi è proprio convinto sul pezzo. Sì, anch'io sono d'accordo, non noto delle grandi eccellenze che, come dichiarato in sessione di mercato da parte del direttore generale, allenatore, magazziniere, autista del Pullman, Fresco Luigi, una persona che con questo caldo gli piace stare al fresco. No, a me non finisca il freddo. No, ma lì balla ancora qualcosa di come 17 milioni che non si capisce dove sono finiti e perché sono stati pagati da tutti noi cittadini italiani per l'accoglienza, non si capisce di chi, se di calciatori piuttosto che di altre cose. Però ripeto, attenzione, questa palla persa è velenosa questa. Sì, ha usato il fisico, il numero 9 Sinani per riconquistarla a centrocampo, Pallonardi sulla destra il cross, poi un rimpallo sulla spalla dello stesso numero 9 maglia bianca aiuta il Lecco, che adesso però deve ancora cercare di contenere l'azione rossoblù. C'è un campanile, lo fa su Zeljak ma lo regala alla squadra avversaria, che torna però a centrocampo. Rientrano bene i blucelesti, c'è questo assetto blucelesti che lascia spesso e volentieri Pinzauti là davanti con Magni di raccordo, ma anche Zambataro non gioca esterno ma molto centrale, quasi come secondo trequartista insieme a Magni. Adesso avanza Munaretti sulla sinistra, si accentrano i giocatori della Vecomp, azione di sfondamento, ci prova Tronchina adesso sulla sinistra con il cross ribattuto, Alfredson, azione insistita della squadra. C'è ancora molto tempo per la fine del primo tempo, sarebbe però interessante riuscire a chiudere in vantaggio. Sì, sicuramente, anche se questo Verona, perché ce ne sono oltre a questo anche l'ex Verona Chievo e l'Hellas, che si chiama Chievo Sona. Sì. Diciamo che sta provando con un po' più adesso di insistenza l'azione offensiva, anche se al momento sta facendo fatica a entrare nell'area di rigore bluceleste, però sempre allerta. Sto guardando da lontano il patron Fresco, che deve aver acquisito qualche chilo durante le vacanze, perché faceva fatica a deambulare
dentro le righe, il confine della panchina. Adesso ancora diciamo non un'eccelsa qualità in alcuni elementi della Verona. No, ma guarda che io penso che sia proprio il campo. Sì. Il campo non aiuta. Sì, beh, effettivamente sì, perché in quella zona lì poi è... Bene, bella palla che ha stoppato, ha messo giù e ripartenza con Zambataro. Bello il pallone in area per Giudici che poi prova l'anticipo. Mamma mia, questo poteva essere il 2-0. E la conclusione bella è facile. azione, oltretutto. Sì, per Sheikh, no, Zambataro. Attenzione che siamo scoperti dietro, no? Ottimo rientro di Zambataro. Anche lui zitto zitto si sta facendo molto vedere in questa posizione da interno, non da esterno. Adesso c'è addirittura Magni qui sulla sinistra. Un Lecco che non dà l'impressione di correre tantissimo, ma di essere ben messo in campo. No, anche perché il campo ti dà un po' questa impressione perché non è molto grande, no? E francamente il Lecco sembra non correre molto, ma anche perché la partita si è già messa su un canale che è interessante per la compagine bluceleste, nel senso che puoi permettere di giocare come volevi giocarla, cioè di ripartenza. Sì, anche perché la squadra di Verona non mi pare una squadra dedita all'impostazione, anzi è più di lotta che di governo. Sì, tenuto conto che secondo me l'elemento di maggior spicco è proprio colui che in questo momento ha la palla, che è Alfredson, che è un giocatore che non puoi mai dimenticartelo, perché diventa pericoloso anche nei momenti di grande tensione per la Virtus Verona negativa. Lui emerge in questi frangenti. Beh, la carriera, diciamo, una carriera importante. Sì, ecco, sì. Tanto qui è bravissimo Zeliak, anche se gli viene fischiato fallo contro. No, è stato un puro contrasto di gioco dove Zeliak correva per cercare di tenere la palla in gioco e non farla finire in calcio d'angolo, e finita invece con una punizione a favore della Virtus Verona, perché poi cercando di fare appunto il movimento in maniera a sbracciare, ha sbracciato in maniera però non consapevole, guarda. Sì, forse un po' troppo alto il braccio sinistro, ha dato un po' di gomito, sì, sembra che ha alzato il gomito con quelli che vanno al bar, quindi non andate al bar, state qui con noi a vedere e a sentire le nostre storielle su Virtus Verona Lecco 0-1, 16esimo. Attenzione perché c'è una buona punizione proprio per Alfredson. Vediamo come si è messo di testa, incrociamo le dita, io lo faccio spesso, quindi non accusatemi di essere troppo così superstizioso. Come si dice, non è vero ma ci credo. Alfredson dalla sinistra con questa punizione quasi all'altezza della linea di rigore, palla dentro, stacca bene Zeliak che risolve e fa un po' la pari col fallo causato. Adesso un altro cross dentro. Il portiere che è uscito come un pollastro, sì, meno male. È stato anticipato da Pecorini, poi adesso invece la Branca, ma non è uscita non comunicata. È uscito con i tempi sbagliati, questo è il dato tecnico. O quantomeno non comunicando giustamente con la difesa. Poi si è accorto quasi subito anche lui, c'è qualcuno che è stato male. Pecorini ha buttato palla fuori, vediamo il perché. Era Catapalla che stava giocando col pallone, intanto il signor Burlando, arbitro della partita, sta chiedendo forse un altro pallone, sì, probabilmente l'altro pallone era sgonfio. Adesso sicuramente la palla verrà restituita ai blucelesti, infatti così fa Danti, il numero 10 della formazione di casa, classe 89, formazione che presenta Emil Alfredson della classe 84, poi appunto Danti 89, e poi tutti a cavallo del 2000 con 3 2002. Mamma mia, ma questo è fallo però, Infatti è sanzionato, sì. Sì, Doudou Magny è intervenuto in anticipo su una respinta, una giocata sbagliata secondo me del giocatore del Virtus Verona, e è stato steso. È stato bravo a togliere il piede soprattutto. Sì, perché è entrato proprio del martello questo qui. Se lo lasciava lì poteva avere danni. Enrici intanto avanza come terzino, Giudici vicino a lui. Dai Enrici, lo scambio. Speriamo che, non andiamo a cercare le gomitate, guarda, se prende questa munizione mi arrabbio perché veramente è una munizione stupida questa. Faedo a terra, ma no, c'era un altro con il gomito un po' alzato.
Vediamo se adesso no, cioè la rimessa laterale in favore del Lecco, quindi no. non ha Quella sanzionato. sì, era stato il seguito dell'azione. Sì, Però, non ho capito sinceramente cosa ma è io successo. ho visto un braccio un po' alzato da parte di Enrici, ma non mi sembrava una cosa francamente da... Probabilmente uno scontro di gioco. Giudici, la palla dentro, un po' complicato il controllo di Pizzotti, che però riesce a dare una bella pallone a Zambataro che cerca lo scambio, poi la palla finisce a Magni che combatte, l'appoggia all'Acti che poi va sulla destra. Vediamo il cross basso. Tutte le volte che finiamo lì mettiamo però in apprensione la difesa della Virtus. Che adesso fallo cerca di fallo ripartire. contro il Lecco per una entrata... Cartellino giallo addirittura all'Acti. Un po' esagerato. Però voglio dire, anche qui è un fatto anche di giocatori nostri, non puoi andare a prendere un fallo in questa maniera lì, sei sulla tre quarti d'attacco del Lecco, no? Vediamo. Verso la porta della Virtus Verona, sì, però è stato dato con una certa larghezza, ma esatto. Stai tranquillo, cioè controlla l'uomo, lasciagli controllare il pallone, lo metti in condizioni di non sapere cosa fare. Sì. Tutti giocavano, tutti lì erano. Sì. No. Sì, intanto che vediamo questa impostazione della Verona, prendiamoci una piccola pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo e ci sentiamo subito dopo. Sì, non è neanche falso. Tifosi blucelesti, ben ritornati con LCN Stadio, con Stefano Menegatti e Albino Borghetti per la cronaca di Virtus Verona Lecco, che vede il Lecco, i blucelesti in vantaggio al 20° del primo tempo per 1-0, con gol di Pinzauti su assist intelligentissimo e una bella azione da parte di Dudu Magni sulla fascia destra. Come siamo messi adesso, Stefano? Sì, adesso la Verona da qualche minuto sta cercando di spingere, non trovando vie troppo pericolose per il momento, ma salgono veramente con tutti gli effettivi e cercano di mettere pressione alla retroguardia bluceleste. Per il momento la difesa, anche il centrocampo reggono bene, non consentono giocate o sbocchi facili alla formazione di casa, che adesso addirittura riparte da Sheikh. Tanto da dire anche che ci sono un paio di risultati sbloccati, la Juve Under 23 o Next Gen che dir si voglia, 1-0 con il Trento e il Renate in vantaggio sul campo di Novara. Tanto l'Ecco che invece adesso è al 22°, è ritornato sulla tre quarti avversaria, l'Ecco che comunque invece con poche azioni è riuscito, con ad esempio con Giudici, non ha sofferto nulla. No, ma dico con poche azioni è riuscito invece a mettere in difficoltà ancora la retroguardia della Verona, con prima Giudici ad esempio e anche con Zambataro. Perdonami se ti interrompo, in questo momento c'è stata un'azione che fa capire le dimensioni del campo che non consentono dei grandi fraseggi. Esatto. Perché su una rimessa laterale in un campo qualsiasi normale, no? Proprio come dimensioni non al limite, sarebbe rimasta all'Ecco, al giocatore a cui era indirizzata, e invece è finita in rimessa dal fondo per la Virtus Verona. Stavo seguendo una giocata un po' difficile, grandissimo Dudu Magni di Magni, appunto, che si prende un ottimo fallo praticamente sulla linea di metà campo, spalla alla porta, fa scorrere il pallone e Munaretti è costretto ad abbatterlo. Qui, come in precedenza per l'Acti, poteva anche starci il giallo perché c'era una ripartenza in corso, invece non si è visto ancora molto Lepore, secondo me. Sì, non so se sia stato lui o Oseliak a fare il lancio per Magni in occasione del gol. No, poi dopo mi pare sia stato Zeglia, però potrebbe essere stato anche lui. Non ho seguito quella fase lì perché ho capito subito che arrivava una palla interessante. Vediamo ad esempio Zeglia ci riprova. Sì, diciamo che anche Giudici di qua
gli esterni non stanno proprio facendo ampiezza. Stanno dando una mano secondo me dal punto di vista tattico. Sì. Infatti di più stanno facendo Magni e Zambataro, che si buttano negli spazi. Non accompagniamo Alfredson che ha anche il tiro da fuori. Non ho capito, ecco, è partito con deviazione un campanile. Riesce comunque il Verona a gestire la palla sulle tre quarti con Lonardi che cerca di saltare, Zambataro il filtrante in area di rigore, la palla dopo una deviazione arriva Danti, ma bravissimo mi passo Zeliak in spaccata, anche se la palla rimane alla Verona, l'ho detto, attaccano in molti uomini, quindi fanno molta densità davanti all'area di rigore bluceleste. Poi si potrebbe dire che la chiave di volta di questa partita potrebbe essere Maldonado, in questo senso: se il Lecco è così bravo di andare a prendersi delle punizioni dal limite, questo è un signor calciatore di punizioni importante. Sì, comunque sta in silenzio, diciamo poco visibile nei radar, ma sta gestendo il traffico davanti all'area di rigore, come detto. In questa fase non è proprio semplicissimo sì, non è eclatante, ma d'altra parte se non hai fatto la preparazione diventa difficile poi avere il passo dagli altri. Sì, ma secondo me proprio a livello tattico sta dando il suo contributo. Sono d'accordo. Eccolo, infatti adesso lo vediamo, ben piazzato, poi proprio la palla non raggiunge Magni, però ecco, al momento che sembra ben organizzato. Adesso c'è Sinani che si allarga per concedere la palla ad Amadi è molto attivo, questo numero 14 là sulla sinistra, poi lascia per il cross che finisce direttamente sul fondo. Diciamo molta volontà dei giocatori in maglia bianca, al momento poca qualità, tanto vantaggio anche della Prosesto a Vicenza e doppietta addirittura del San Giuliano City in casa contro il Mantova. Sarà un campionato strano, lo dico, cioè, si poteva prevedere, con risultati strani, perché tutti parlano di questo Vicenza, di questo Padova, che certamente sono col Pordenone le società così quotate per vincere il campionato, però ci sono squadre che si sono messe poi in organico dei bei giocatori, dei buoni giocatori, e che sono squadre di categoria, sanno già cosa le aspetta, quindi quando poi ci giochi contro non è mica così semplice. Sì. Intanto vediamo il press che sta confabulando, Paolo Leonardo Di Nuno che sta confabulando con Angelo Maiolo in panchina. Sì, intanto si vedevano invece Malgrati e Tacchinardi. Adesso Malgrati da non confondere con Melgrati, per cui non sappiamo ancora adesso come mai. Bella palla tenuta da Lecco in area. Zambataro per Pinzauti, che anche lui bravo a riservire di nuovo il 23. Poi Enrici non ha il passo da ala, quindi torna da Pecorini. Poi Maldonado, bello il servizio sulla sinistra dove Giudici può puntare l'area, vediamo, rientra sul destro, cross deviato, peccato. Sai che era un tiro in porta questo? Poi poteva essere, sì. Che ha guardato verso la porta e ha calciato verso la porta, gliel'hanno proprio stoppata, murata, e quindi. Poi invece qua un lancio di alleggerimento, Sheikh fa ripartire i suoi. 27 minuti sul cronometro, regge il vantaggio di Pinzauti, forse nonostante la mole di tempo di possesso del Verona, comunque più pericoloso il Lecco quando riparte. È capace di impensierire la retroguardia avversaria. Stefano, tu dici mole, però è chiaro che la Virtus Verona in questo momento è soccombente per il risultato, deve cercare di fare il gioco lei. Certo, però diciamo, nonostante la mole, alla fine ancora non ha costruito ben niente. Mentre l'Ecco in ripartenza è molto bravo. Adesso questo non è fallo, sì, invece, di Enrici. Sul corrispettivo numero 5 Tronchin, che è bravo. Sicuramente non puoi farlo in questo modo, cioè voglio dire, devi essere più furbo. Esatto, è stato Tronchin invece furbo andare sull'uomo invece che sul pallone, e si rivela un'altra occasione su calcio piazzato. Fino adesso pericoli grossi di gioco. Intanto ci sono degli abbracci tra Danti della Virtus Verona e Maldonado, probabilmente si conoscono, e io penso che la ragione degli abbracci, dei sorrisi, era legata al fatto che toccherà questo calciare. Attenzione, perché questo portiere dobbiamo valutarlo, esatto. E questa è una posizione direi pericolosa. Incrociamo le dita, cari amici, e speriamo di
poter ripartire subito dopo questa punizione con un'azione del Lecco che punizione non risenta di dover partire da centrocampo. È bello, ti piace? Sì, decisamente. Alfredson cerca la palla al centro. No, l'ha messa per farla girare, gli è girata anche giusta, però è scesa molto in fretta, per cui... Lecco che riesce anche a salvare l'angolo, però la palla torna, possesso bianco. Pinzauti, bravo a spendersi anche nelle retrovie, poi Magni. Pinzauti, devo dire che al di là del gol mi è piaciuto per come si muove, perché aiuti i compagni. Sì, stavo guardando la carriera di Danti, che prima di Verona è stata comunque una buona carriera, tra Siena, Reggina, Vicenza, Ternana, Nocerina, Barletta, Albino Leffe, insomma non una carriera banale quella del numero 10 di casa. Allora, stiamo ripartendo con un calcio dalla nostra difesa di punizione affidato a Maldonado, che poi fa correre la palla verso Magni che la gira in prima molto bene, ancora Magni, siamo nel cerchio di centrocampo, scende credo Enrici. Sì, palla al centro per Magni in posizione di trequartista. Magni è un ira di Dio oggi. Si è ripiazzata però la difesa del Verona e riesce a rilanciare Faido. E quando c'è la palla Magni crea dello scompiglio. Sì, è stato in posizione di trequartista molto bravo a smistarla, poi il Verona ormai era rientrato, quindi si è perso un po' l'occasione, ma buone basi, diciamo, sembra di vedere delle buone basi questo Lecco. Stiamo giocando più a sinistra che non a destra, diciamo così. In queste ultime fasi, sì. Adesso per smentirmi hanno messo subito la palla dall'altra parte, meno male. Beh, sono imprevedibili, quindi è buono. Adesso vediamo lotta Zambataro con Alfredson che è addirittura sulla linea di fondo per gestire questo pallone e Lecco che è bravo a conquistare. Allora, se gli attacchi in difesa hanno difficoltà, perché in questa palla qui per esempio andava gestita in altro modo da parte del Chievo Verona, scusa, la Virtus Verona. L'Acti, colpo di tacco per l'Epore, la palla dentro, in qualche modo la mette fuori il Lonardi, poi un rilancio un po' a casaccio, vediamo se è bravo Enrico a tenerla e Pecorini gestisce, adesso si torna da Stucchi che ha tempo di ragionare. Chi ha tempo non chieda tempo e non perda tempo. Bene, vediamo la palla adesso gestita a centrocampo. Zambataro in questa posizione che è del tutto nuova per chi lo ha visto negli anni precedenti, da interno di centrocampo, non più da terzino barra quinto di centrocampo come invece... Beh, però il passo ce l'ha. Sì, ma soprattutto è bravo negli inserimenti. Adesso ancora... È buono e bravissimo, se passa. È comunque un 7,5 questo passaggio, anche se è stato intercettato, perché l'idea era molto interessante. E soprattutto c'era l'idea di Magni che ha tagliato tutto l'attacco, stava andando sulla sinistra e Zambataro che cercava di servirlo, quindi... 31esimo e 35 secondi, Virtus Verona 0, attenzione, niente da fare. Regge il fortino blu celeste. Virtus Verona 0, Lecco 1, gol di Pinzauti. O Pinzauti. O Pinzauti, non si sa mai. Vediamo un alto angolo, sempre Alfredson. Attenzione su questi angoli perché... abbiamo fuori un po' di artiglieria di retroguardia e quindi dobbiamo stare attenti, soprattutto non lasciare i giocatori sguarniti, liberi. Mucchio all'interno dell'area, palla in fallo laterale per la Virtus Verona, ci pensa Alfredson che praticamente passa tutto da lui. Sì, decisamente tutto, calci piazzati e il gioco. Mi sembra la ripetizione della gara dell'anno scorso, dove peraltro hanno prevalso, ma immeritatamente anche allora. È un campo che, ripeto, non può essere codificato per un campo professionistico, questo a me è un fallo in faccia, e qui però fa finta di niente, è a 1 metro e non si accorge di nulla, ahimè. Tanto è ancora a terra. Ai noi, bravissimo. Proprio Pinzauti, perché adesso fischia, ma penso sospendendo il gioco, non per un fallo.
c'era la gamba del giocatore della Verona ad altezza uomo. Infatti adesso Danti va a chiedere a Pinzotti di rialzarsi, giustamente il 18 blu celeste se la prende perché si è preso la scarpa. Intanto si vede uno scambio di ok, va bene, perfetto, tra Maldonado e Zambataro, che probabilmente parlano lo stesso linguaggio a livello tecnico. Sì. Ma Maldonado è molto proprio, anche adesso lo si vede, gestione. Io prenoto tattica della squadra. Prenoto, Stefano, una punizione presa dal Lecco al limite, perché voglio vedere come la calcia Maldonado. Ma speriamo che questo Burlando ce ne dia una, perché non è che stia arbitrando esattamente. No, è piuttosto Casarigo, però nella norma, sì. diciamo, non ha fatto, non ha ancora fatto cose indegne. No, quello no, però tipo un paio di falli poteva starci in quell'occasione prima che Pinzotti palla persa però malamente, in questo caso era del Lecco da parte di Giulio Magni, che così si intercede un po' troppo a volte al dribbling, ma ci poteva anche stare. Fino adesso ha fatto una partita non da sufficiente, ma da 7. Sì, decisamente. Tanto altra punizione sempre per Alfredson. Maldonado è lì che guarda e dice magari a me ne capitasse qualcuna. Invece si va a piazzare in barriera il 15 blu celeste con il numero invece 20 Alfredson, che va alla battuta dalla tre quarti mancina, la palla dentro sul secondo palo, totalmente fuori misura. È arrivata nel campo d'allenamento, quello dietro, sì, dietro il campo che sembra avere un prato migliore, tra l'altro, da qua, con dei colori migliori. E c'è invece una rimessa laterale, probabilmente non fallo di fondo, perché il Verona rimane in pressione. La rimessa laterale è praticamente all'altezza della bandierina dell'angolo. Ecco, intanto queste bandiere che si vedono non sono italiane, ma oh mamma, sono cubane, no. Ma neanche ungheresi, perché c'è una specie di sole al centro. Bandiere ungheresi che garriscono in questo, non possiamo neanche dire glorioso stadio, ma tanto fallo di fondo per i blu celesti. Sì, no, non riesco a capire, perché sembra sia ungheresi ma con una stella. Ricordo ai nostri amici che seguono con noi la partita su LCN Stadio che l'anno scorso all'ingresso in squadra, in campo delle squadre, Virtus Lecco, c'è stato un saluto generale con il pugno tipo KGB, non so, la Pravda, non so, Mosca. Tipo PC degli anni 70 sì. qui in Italia. No, stavo controllando solo che. Tipo PC di Khrushchev. Stavo guardando solo la nazionalità di Maldonado, non mi ricordo adesso. Equadoregno, no, non c'entra niente la bandiera, quindi no. Rimane un mistero. C'è qualcosa con l'Ungheria, associano. Hanno delle strane divagazioni. Sì, divagazioni sul tema, perché la partita non c'entra niente con queste cose qui. Palla al Lecco. C'è Enrici che agisce molto avanzato da terzino in certe fasi. Io da Enrici mi aspetto comunque, quando fa queste cose, di avere la capacità di gestire anche con un po' di lucidità, non solo con la potenza fisica. Però non è nelle sue corde. Non gli ho mai visto il passo sinceramente, quindi. No, ma neanche la gestione, voglio dire, non è nelle sue corde. Lui arriva sempre fulminato e via. Tanto attenzione, riconquista palla la Verona sulla tre quarti. Lasciamolo andare. Siamo un po' scoperti, palla dentro, la ribattuta fuori, fa muro, la retrogramma blu celeste, poi Alfredson cicca il pallone, un'altra conclusione da fuori e c'è il gran gol del Verona con Tronchin, una palla vagante dopo la ribattuta su Alfredson, un rasoterra che bacia il palo interno della porta difesa da Stucchi, che non mi è sembrato colpevole sinceramente, però adesso lo rivediamo. Ci siamo fatti prendere un attimino alla sprovvista con un'azione di batti, Lonardi ha lasciato dietro per il numero 14 Amadì, una prima conclusione di battuta, sì. Alfredson che la cicca, poi la appoggia fuori e Tronchin che trova veramente il jolly. La palla passa veramente dove non doveva passare. Sì, proprio tra palo e mano del portiere. Aggiungo una cosa, secondo me da questo punto di vista
ripeto, bisogna sempre sapere chi è il portiere, però, perché adesso io non voglio per questa rete incriminare Stucchi. Sembra non sia colpevole, poi dopo bisogna vedere. Però la domanda è: non ha mai giocato di fatto, secondo me, come se fosse il titolare del precampionato? Quindi c'è qualcosa che non torna. Bisogna capire la scelta. Sapremo da Matteo magari meglio le notizie. Allora, un ingiusto 1-1 per quello che si è visto? No. Sì, perché effettivamente però niente, l'Ecco è ripartito. Non dico che Stucchi abbia i guantoni puliti, ma fondamentalmente non ha fatto una parata fino ad ora. No, poi questo è stato bravo che l'ha calciata, ma è stato anche fortunato perché è arrivata a fil di palo, è diventata imparabile. Sì, poi diciamo che Alfredson, la prima sua conclusione poi, diciamo mancata, è stato anche fortunato a ritrovarsi il pallone lì. Intanto Pinzauti, sfondamento in area di rigore e c'è il fallo. Ma roba da matti. Allora Pinzauti si è trovato, grazie a un fatto di strapotenza fisica, solo davanti al portiere per suo merito, perché è lui che ha portato avanti la palla. È stato fischiato un fallo per un duello che c'erano due marcatori entrati su di lui successivo, uno prima e poi l'altro in maniera successiva. Almeno sinceramente non ho visto una bandierina alzata, quindi è stato proprio fallo fischiato. Non so se esiste il fallo di sfondamento nel calcio. No, perché proprio aveva l'avversario vicino e lui l'ha proprio. Noi non dobbiamo però continuare a così incaponirci nel voler controllare la palla per forza. Questo è un campo che non consente molto il controllo. Cioè, dobbiamo cercare di giocarla in maniera più pratica. Sì, come l'occasione del gol. Quando la palla praticamente non è mai atterrata. Tanto Magni, ottima riconquista del pallone, Maldonado viene abbattuto senza fallo. No, avanza infatti l'azione per i blucelesti che sbagliano il cross con l'Epore, ma c'era un fallo netto su Maldonado. Un fallaccio. Maldonado ha servito Magni ed è stato tranciato da dietro con l'arbitro lì che ha fatto segno di continuare. Vediamo Maldonado. Ma dai, piede a martello sul piede di Maldonado, netto il fallo e non ha visto nulla di ciò il signor Burlando, che era lì proprio a mezzo metro, anzi ha fatto proprio segno lui stesso. Era Maldonado, era Lacti? Era il 15, era Maldonado, sì. Adesso si è arrabbiato Maldonado, ragazzi. Beh, allora si è visto molto in fase di copertura, ancora poco in fase di impostazione. Vediamo adesso se aumenterà il proprio raggio d'azione, ma attenzione perché Vesentini prova ad avanzare sulla destra, attaccato da Giudici, che poi deve subire l'arrivo anche di Leonardi, il cross, secondo palo, balla sul fondo di Amadio. Non dobbiamo difendere in maniera scolastica però, e d'altra parte mancano un sacco di giocatori. No. Perché se non difendiamo in maniera scolastica, comunque, ripeto, su queste dimensioni di campo gli diamo la possibilità di diventare pericolosi. Vediamo se adesso magari la Verona, pago del pareggio, ci lascerà un po' più di respiro in fase di impostazione. Maldonado apre bene per Zeliak, poi Zambataro deve difendersi dall'attacco avversario, si riapre dalla parte opposta Enrici che ha un po' di spazio, Giudici sulla tre quarti e decide di uno scambio corto con Magni, ancora il numero 7 blu celeste che cambia gioco intelligentemente. Zeliak, poi l'Epore non ha spazio, quindi torna da Zeliak, testa alta, lancio lungo, però l'Epore si era fermato, dunque fallo di fondo. Vediamo intanto che anche il Vicenza ha pareggiato in casa contro la Prosesto, mentre il Mantova ha accorciato sul campo del San Giuliano City. Adesso Sheikh, il portiere di casa, lascia, vediamo, no, non lascia l'incarico della battuta, se ne prende lui l'onere e va lungo, dove però c'è la riconquista del Lecco. Magni, ottima la sponda, Pinzauti si difende dall'attacco, dalla morso alle caviglie, bella palla, mette in mezzo, bravissimo, deviazione, non c'è angolo, però peccato. Sheikh riesce a tenerla in gioco, 42-30, 1-1 purtroppo, è arrivato il pareggio di Tronchin. Sono una squadra anche molto fortunata loro, perché voglio dire, ma non solo in questa frangente, è proprio una stimmate che hanno, hai capito?
Cioè, sono nati sotto una buona stella. Sì. Quello che forse, sono abbastanza fortunati. diciamo quello che non si può dire invece dell'Lecco, purtroppo. Nella decennale ormai centenaria, ultra decennale storia, i Blue Celesti non è che abbiano mai avuto particolari fortune o stelle. No, questo è un campo maledetto per noi, cioè io lo dico anche con una certa difficoltà, però lo devo ammettere, cioè, tutte le volte che abbiamo giocato qui abbiamo sempre avuto problemi. Adesso prova ancora. Non lasciamo giocare così per Verona, la gente. le porte dell'area con Sinani che si difende bene, poi scodella dentro Giudici, ribatte Magni, riesce a fare. Bravissimo, Zambataro, vai, scendi. Zambataro rallenta, Porca miseria, questo come burlamacco, burlando. Era ottima l'idea di Zambataro di servire al centro Magni, che avrebbe avuto. Burlando, sei un pesce lesso e anche un po' puzzolente di Genova. Cioè, stiamo facendo un'azione che stiamo arrivando in porta e tu ti metti in mezzo con quella testa da Fritz. Maccabeo. Sì, praticamente stava appunto Magni dritto verso l'area di rigore, sarebbe andata, invece la schiena di Burlando ha stoppato l'azione. Adesso Lecco che è in possesso, ma ovviamente totalmente in altra situazione, parte dalle retrovie Maldonado a impostare l'azione, che credo durerà perché siamo al 44-20, ma un minuto di recupero penso ci sia per le due reti. Tanto riconquista la palla il Verona. Da non confondere col Verona maggiore, quindi la Virtus. La Virtus, sì. Qui ci sono un piccolo Verona, ma anche se purtroppo per il momento ci sta costringendo a pareggiare. Tanto si è alzata una zolla di terra nel centrocampo. Coloro che devono ascoltare la nostra voce ma non vedere non vedono l'immagine, non si possono immaginare che cosa è saltato in piedi da quel campo qui. Quello che è detto campo di patate. Ma patate novelle però. Intanto rimessa laterale, diciamo che il Lecco ha lasciato forse troppo ancora adesso spazio alla Virtus Verona, diciamo senza mai subire troppo, ma proprio in termini di percentuali di possesso il Verona sicuramente superiore. Tanto Giudici, doppio colpo di testa, Magni non riesce per un soffio a partire in contropiede. Certo che Magni dà sempre l'impressione di poter fare qualcosa. Sì, dà sempre l'impressione anche di essere pericoloso, perché da lui possono partire con delle palle che sono state stoppate o riprese. Allora, intanto dobbiamo salutarci per qualche secondo. Pinzauti, attenzione, allarga per Magni, la cross, palla dentro, Giudici ci arriva e non riesce a direzionare verso la porta. Dobbiamo dirlo, fallito il gol del 2-1. Diciamo che la palla è andata un po' troppo lunga, quindi sia Magni che i Giudici si sono ritrovati quasi superati dalla traiettoria. Il Giudici si è un po' immolato nel tentativo di concludere, sbilanciato completamente la palla sul fondo. Tanto è finita. Sono finiti questi primi 45 minuti, ripetiamo il vantaggio quasi immediato di Pinzauti per il Lecco con l'assist di Dudu Magni, e poi il pareggio alla mezz'ora abbondante con una conclusione da fuori area di Tonkin che va a pescare veramente, fa la barba al palo come si diceva una volta, e bacia internamente il montante e si insacca alle spalle di Stucchi, che non sembra poterci fare molto. Ha preso la piega del tiro imparabile. Allora, intanto andiamo in pubblicità, dopodiché vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il nostro Matteo Bonacina. Sì, vediamo anche perché ci potrebbe dire anche sia, diciamo, le due cose sono sempre la questione di Melgrati e poi il campo, magari un parere suo. Beh, quello posso già aspettarmi cosa c'è da dire. Tra l'altro non so se sono le telecamere di Eleren che diciamo in questa prima sfida del 22-23 hanno confermato le brutture dell'anno scorso, ma sembra anche che stia un po' calando la luce. Allora, Matteo Bonacina, ciao Matteo, ci senti? Sì, vi sento.
Allora, ciao, innanzitutto grazie per la tua presenza come sempre puntuale laddove il Lecco gioca sia in casa che fuori. E poi una cosa, abbiamo delle domande da porti. Una, il portiere si può sapere perché Melgrati non è tra i pali? Sì, diciamo che si sapeva che Tacchinardi oggi avrebbe fatto giocare uno dei due under a sua disposizione perché comunque sapete la volontà della società di giocare con gli under, quindi la regola è la solita, 3 under in campo per 90 minuti e uno che deve disputare almeno un minuto di partita, quindi diciamo che il portiere è una scelta più semplice, Allora, grazie ovviamente da fatte le spese. certo, ma a noi è sembrato francamente che sul tiro che ha poi portato al gol della Virtus non ci fosse molto da fare per il portiere. Era anche coperto, dalla mia prospettiva mi è sembrato anche coperto, vabbè comunque fallo gol, diciamo che è il tiro perfetto, no? Sì, quello che ha detto anche Stefano Menegatti in cronaca e io confermo perché poi è passato proprio tra il guantone e il palo, cogliendo il palo. Sì, perché non è partito in ritardo, No. sono anche lontano, però non mi ha dato di essere partito in ritardo, quindi sicuramente su questi tipi di conclusioni i portieri hanno quasi sempre la peggio. Allora, direi il Lecco bene. Sì. Altra domanda, ma questa qui so già cosa dirai, però te la devo porre lo stesso. Parlavamo con Stefano relativamente alle condizioni di questo campo. Aspetta che aggiungo anche Santo. No? Il Camposanto come è messo? Allora, palla salta come salta. Ma c'è l'erba alta? C'è l'erba abbastanza alta, tagliata in modo anche abbastanza irregolare. Sono proprio davanti, sto guardando proprio adesso, ci vedono chiaramente le righe delle ruote dove è passato il tosaerba e si vede che in mezzo a questi binari sembra quasi una scacchiera. Bravo, sì, è proprio tagliato ma al di là dell'effetto visivo, no? Malamente. Però anche dal campo è abbastanza irregolare il taglio del fondo. Poi sappiamo che questo è un campo storicamente brutto, comunque piccolo, che ha dei difetti dal punto di vista del fondo, proprio anche palla salta male, e via dicendo, anche Lepore 2 o 3 cross ha fatto fatica anche a impostarli, e lui è uno che rende tanto quando può crossare di prima o con un tocco le dimensioni qua non è che consentano molto. Direi molto bene, non so se sei d'accordo Matteo, la partita di Mancini che ha veramente scardinato un po' la difesa sia nell'azione del gol ma anche in altre circostanze. Sì, molto bene, molto, molto presente anche in fase difensiva, che diciamo generalmente il suo tallone d'Achille, però è stato bravo. C'è lui che Zambataro comunque Alfredson sono riusciti a limitarlo molto bene, dato che Alfredson è nettamente il miglior, almeno dal campo, dato di essere nettamente il miglior giocatore della Girone. Sfondi un muro aperto perché io l'ho pronosticato, Stefano, qui con me come il mattatore rispetto non della partita ma rispetto all'11 che viene messo in campo dalla Virtus. Direi che però l'arbitraggio mi lascia un po', non dico perplesso, non è stato dei peggiori ma non è neanche stato molto equo. No, esatto, più che altro perché 2 o 3 chiamate sono state strane, nel senso che Lacchi è stato ammonito subito per fondamentalmente un intervento di impeto, è vero, che è il suo stile, però comunque parliamo eravamo davanti alla linea dell'area di rigore con il difensore spalle fronte dalla sua porta, quindi non mi sembrava passibile di ammonizione. No. Anche quello di Lepore mi sembrava un fallo civile, onesto, e dall'altro fronte del campo non c'è stata la stessa la stessa misura, perché sul fallo che ha patito praticamente Maldonado, che si è visto arrivare uno che è entrato con il piede a martello, non c'è stata neanche praticamente la munizione. Sì, credo fosse Dante, in senso, ma neanche il fallo proprio. Ma neanche né fallo né munizione, no, evidentemente. Esatto. Sì, perché l'azione è proseguita poi col cross che è andato largo, se non sbaglio, sì, ho presente. Sì, sono concordo con questo arbitro. L'anno scorso Renate arbitrò bene, lo ricordo. Io ho visto anche quella primavera, la semifinale l'anno scorso di andata, quella per Alpisano, scusate, tipo una gestione scellerata, 5 espulsioni,
tra dirigenti, panchinari, 2 rigori, uno per parte, insomma, sembrava un arbitro di Serie C che arbitra la primavera dovrebbe farlo a occhi chiusi, no? Certo. Probabilmente l'ha fatto a occhi chiusi, ma non in senso No. di figura retorica. Guarda, io non sono bravo come te, Matteo, cioè io gli arbitri intanto questo sarà un mio limite, sicuramente lo è, non li considero molto all'altezza, soprattutto quelli che si vedono sui campi di Serie C e anche di D, sui campi così considerati il primo step professionistico che è la Serie C e la più grande realtà dilettantistica che è la D, non ho mai visto dei grandi arbitri. Però me li dimentico e quindi non sono così bravo come te a ricordarmi tutti questi passaggi. Detto questo, dico soltanto che però mi piacerebbe vedere, lo diceva Stefano, noi che riceviamo un fallo sulla 3/4 di attacco nostra verso la porta della Virtus, perché voglio vedere qualche calcio di punizione battuto da Maldonado, che sebbene non abbia una condizione completa, tu concorderai con me, da quel punto di vista lì è un pericolo. Sì, assolutamente. Quest'anno da quel punto di vista lì siamo messi bene, perché comunque anche Lepore è un gran calciatore, soprattutto dalla media distanza, poi anche i giudici, comunque qualche trasformazione diretta a calcio di punizione ce l'ha fatta vedere in questi 2 anni. Diciamo che l'anno scorso c'era lui, Iocolano, prima stesso lui, quest'anno abbiamo una buona batteria, ma comunque anche Magni, una soluzione di potenza, può dire la sua, soprattutto col mancino, che dobbiamo essere sempre più pericoloso. Direi bene anche il Zambataro, che mi è piaciuto molto, uno dei migliori sicuramente. Bene Magni, Pinzauti devo dire che ricorda un po' fisicamente, lo dico toccandomi le tasche, no? Nel fisico e anche nell'aspetto ricorda un po' Chinellato. La differenza è che lui va a fare la guerra anche con i difensori, cioè quando hanno la palla i difensori va a contrastare, va a cercare di rubare il pallone. Sì, guarda, Pinzotti mi ha fatto subito una buona impressione in questo precampionato. Comunque lui il gol che ha fatto oggi in precampionato ha già fatto questo movimento 2 o 3 volte, sempre trovando la porta, una sua caratteristica precisa, quella di attaccare il primo palo e girare verso il secondo. Poi si era fatto apprezzare sin dalla prima amichevole col Brescia, quindi non mi stupisce, perché veramente secondo un giocatore che in carriera ha patito forse un po' troppo anche gli infortuni e via dicendo, magari anche qualche annata di squadra non ottimale. Tra l'altro lì è stata fatta un'azione molto buona da parte di Magni, che ha tenuto in campo una palla che sembrava persa, l'ha scodellata al centro, lui ha fatto un gol, diciamo così, una palombella, ma io l'ho chiamata colombella, e praticamente visto che c'erano 2 volatili, ha uccellato il portiere. Sarebbe, se ci sta ascoltando, gli lancio un appello per il nostro Alfredo Birelli. Penso che con 40 secondi penso ci abbiamo messo a fare il primo gol, penso che sia uno dei gol più rapidi della storia bluceleste in una prima giornata di campionato. Sì, devo dire 110 anni sono lunghi da andare a vagliare. Io mi sarei augurato di restare sull'1-0, perché poi questo avrebbe messo molta foga e molta pressione sulla Virtus, e quando giochi con la pressione anche in campi così, sebbene il tuo campo, in questo campo di patate novelle e anche di altre patate, direi che avrebbe fatto molta più fatica. Adesso la partita è ancora aperta, secondo me il Lecco non deve perdere la mentalità operaia, no? Sa di essere... Guarda Dino, il dispiacere è che il Lecco il gol, tra l'altro dovrebbe entrare da Fara nella Virtus, cioè si sta scaldando. Al di là di questo, da dispiacere che il Lecco mezzo gol se l'è fatto da solo, perché ha perso la palla in uscita abbastanza banalmente. E quindi è quello, perché se no non penso che mai preso in posta. Comunque se volete una nota di colore, a 3 portieri in panchina. Ecco, certo. Sì. Presenza dei tifosi blucelesti, abbiamo visto una 50 in curva? Sì, più o meno sì. Erano alle mie spalle, non li so stimare, però più o meno sì, penso. Sì. Poi c'è anche qualcuno in tribuna. Poi qualcuno in tribuna, diciamo che siamo sugli 80-100. Sì, più o meno sì. Per una presenza invece nei locali di quante persone? Ma la tribuna è piena a metà, tutto sommato. Piena a metà vuol dire che... sì, 200, 300? Sì, penso che siamo tra le 300 e le 400 presenze.
totale. Presente, ma compreso compresi i tifosi del Lecco. Sì, certo. Bene, direi che poi ti lasciamo anche libero, vediamo se abbiamo accendi dalla regia, no? Possiamo lasciarti libero già adesso, Matteo, grazie, ci risentiamo alla fine della partita, non diciamo le solite frasi in bocca all'anatra, nell'orecchio del pesce cane, perché tanto non ce ne frega niente, che portano anche sfiga, e speriamo invece di ritrovarci qua in maniera più agevole per noi, no? Assolutamente sì, ci sentiamo per quarti d'ora, adesso iniziano a rivedersi i giocatori, ma stanno per rientrare. Perfetto, grazie Matteo, a dopo. Ciao. Ciao. Siamo ritornati in essere? Siamo ritornati in essere qui in studio, intanto ci sono i panchinari che palleggiano e si scaldano. E quindi facciamo un break pubblicitario perché poi continueremo a vedere questa partita e a commentarla. Vi informiamo su tutto, come sempre, costantemente, ma quello che aspettavamo era questo. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Tornano i fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza mezzogiorno e sera e l'immancabile servizio da asporto. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72, Milano Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. Gradita la prenotazione. Acquaria da oltre 15 anni è il tuo punto di riferimento nel campo della climatizzazione, riscaldamento e idraulica. Ci occupiamo di impianti idraulici di qualsiasi dimensione. Scegliamo solo i migliori prodotti di condizionamento e ventilazione e con i nostri sistemi di riscaldamento vi garantiamo una casa calda e accogliente, sempre con grande professionalità e competenza per la soddisfazione dei nostri clienti. Acquaria di Alessandro Ongania & Co. in via Pervezio, Perledo, Lecco. Per maggiori informazioni chiama il numero 0341 81 51 31 o visita il sito acquaria.io. Acquaria, il tuo benessere, la nostra passione. Gymnasium Different Fit. Vivi una vita attiva con Gymnasium. In una sola struttura tutto il benessere psicofisico che cercavi. Allenamento funzionale completo, corpo libero, aerobica, attrezzi, functional training. Passione e professionalità sempre più vicini alle tue esigenze. Gymnasium, via Baisizza 18A Lecco. Info 0341 49 82 78. Gymnasiumpoint.it. Gymnasium Different Fit. Lecco Channel, Radio Giornale Nazionale. Sponsored by Selene Città Negozio. Dal 1973 il tuo negozio di famiglia. www.selenecittannegozio.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. Lineelecco.it. Ieri, oggi, domani, Ferramenta Cagliani. Commercio ferramenta, porte, zanzariere, maniglie, antinfortunistica e materiale per falegnameria, con preventivi e consegna gratuiti. Un'azienda moderna ma dall'antica esperienza che soddisfa la sua clientela. Ferramenta Cagliani, via Perairuno 19 Brivio, complesso industriale Le Foglie. Info 039 53 20 618 o visita ferramentacagliani.it. Ieri, oggi, domani, Ferramenta Cagliani. Per il tuo benessere e la tua bellezza, vieni a scoprire i tanti trattamenti estetici da Estetica Bodyline 2000. Per lei e per lui. Trattamenti di epilazione, manicure e pedicure. Trattamenti per viso e corpo. Rilassati con massaggi hot stone, anticellulite e decontratturante. E per sentirti bella giorno e notte, mascara semipermanente ed epilazione laser. Veronica ti aspetta da Estetica Bodyline 2000 in via Baisizza 18/A Lecco. Per info e prenotazioni chiama i numeri 03
341 49 82 78 o 346 61 55 349. Per saperne di più visita il sito www.estetica-bodyline2000.it. Ben ritornati amici blucelesti con LCN Stadio per la cronaca e il commento a Virtus Verona Lecco, risultato del primo tempo 1-1, ha segnato subito il Lecco al 36esimo credo con Pinzauti su una bellissima azione di Magny che gli ha fatto un assist giusto ed ha fatto un bel gol e poi è stato purtroppo raggiunto dal Verona verso la fine del primo tempo. Diciamo che è stato il tiro della domenica, sei d'accordo? Sì, ha indovinato proprio lo spazio dove non poteva prenderla Stucchi. Allora, si è visto proprio, scusa, visto che ne parlavate tu Matteo, si è visto proprio nei replay che Stucchi è partito proprio istantaneamente appena aveva visto il tiro, ma era veramente non poteva farci nulla, doveva essere forse lui stesso alto magari 10 cm in più, avere un braccio un po' più lungo, ma di più non poteva fare. No, però dobbiamo dare una comunicazione rispetto al fatto che gioca Stucchi invece che Melgrati. Allora gioca Stucchi perché il Lecco ha deciso a livello di conduzione della squadra di giocare con 3 under per 90 minuti per prendere poi il minutaggio conseguente. Quindi Melgrati non ha nessun tipo di infortunio, è soltanto una scelta tecnica che è stata ottemperata proprio in questa chiave. Ha preferito, diciamo, giocarsi l'under in porta, un po' come capitava attenzione ed è Stucchi esce bene. Ha preferito appunto giocarsi il 2002 il 2000 in porta e niente di più. Era più semplice, come diceva Matteo nella lunga chiacchierata che abbiamo avuto alla fine del primo tempo con lui che è inviato sul campo, oltre che anche il fotografo di quello che saranno le azioni e le immagini immortalate di questa gara. Praticamente, diciamo così, si stava facendo una scelta proprio sull'età e sul ruolo. Il ruolo per un under era l'ideale, quello del portiere. E ci ha anche segnalato invece Fausto che sono stati fatti 2 cambi da parte della Verona, sono entrati in campo Daffara e Talarico in luogo di Vesentini e Munaretti. Daffara classe 89, Talarico classe 2002 in luogo invece di 2 classi 2002, quindi aumenta decisamente il tasso di esperienza. Diciamo che Zaffara non lo conosco, Talarico invece l'hanno appena preso, tra l'altro negli ultimi giorni di mercato, per cui probabilmente magari non ha ancora la conoscenza di come giocano i compagni. Attenzione, c'è un fuorigioco di mano, fuori gioco. Sembrava tutti i giocatori blucelesti alzare la mano, probabilmente anche un fallo di mano. Insegno infatti a indicare il fallo di mano, vediamo, c'è infatti Stucchi che va a posizionare il pallone per la battuta di questa punizione proprio nella lunetta dell'area di rigore. Tanto c'è da dire che il Mantova ha pareggiato sul campo del San Giuliano City, anche il Novara in casa 1-1 con Renate, mentre la Juventus è sul 2-0. Ricordiamo che il Vicenza ha ribaltato la possesta 2-1 e poi c'è ovviamente il Verona Lecco 1-1 e tutte le altre 0-0 con Pergoletesi Piacenza e Trieste Pordenone che giocheranno in serata. Tanto un tentativo di ribaltamento di Pinzauti non è andato a buon fine, ci prova il Lecco adesso a tenersi un po' più alto con Maldonado e anche con la linea difensiva. Zegliac addirittura sulla linea di metà campo, poi Maldonado combatte una fase un po' sporca della partita con la Verona che abbatte Pinzauti. Pinzauti non è simpatico a Burlando, non gli ha fischiato un fallo e anzi gliene ha fischiato uno quando stava per andare a tu per tu per sfondamento, che poteva essere il gol che chiudeva, non dico la partita, ma chiudeva il primo tempo in vantaggio per il 2-0. L'Ecco che infatti ha avuto sicuramente più occasioni, anche quella proprio allo scadere del recupero con Giudici, ma anche quella precedente sempre con lo stesso Giudici lanciato da Zambataro. Verona che sì, ha avuto magari più possesso palla, ma alla fine l'unico tiro in porta è stato quello del pareggio. Verona che adesso è in possesso e prova a dialogare sulla sinistra. Tonchin, l'autore della rete, numero 5, classe 2002, ci prova Lonardi con una buona giocata a servire al centro Danti
C'è la rete di Danti. Adesso però questo è un gol che non puoi prendere. No, erano in 3 su Danti. No, questo è un gol che non si può prendere. È riuscito a prendere il pallone al limite dell'area, nonostante ci si fossero in zona almeno, non dico 3, ma almeno 2 blucelesti. Ha fatto partire la conclusione. Anche qui Stucchi non poteva farci molto, un raso terra questa volta sull'alto palo. Sì, però non molto distante, era più centrale questo era... Vediamo. Allora, Danti, bella l'azione di Leonardi che salta 2 uomini. Danti al limite dell'area solo, trova solo Magni che ci prova, va a baciare il palo dalla parte opposta. Stucchi anche qui non è che poteva farci molto, la palla è passata tra le gambe di Magni e veramente 2 tiri in porta, 2 tiri quasi imparabili magari no, però allora io vi stavo chiedendo prima che subissimo questo gol, secondo me così, non dico fortunoso, ma però anche per molta disattenzione da parte dei primi marcatori che dovevano contrastare gli attaccanti della Virtus, no? O l'attaccante in quel momento della Virtus, cioè Eusebio, secondo me questa è una partita che lo puoi mettere perché ha fisicità, no? E magari se lo cambi con Pinzauti, che comunque è la stessa cosa, può andare bene, non perché Pinzauti aveva giocato male, per dare fiato, per dargli fiato e per dargli delle chance migliori. Proprio Pinzauti adesso è bravo a far filtrare un pallone, la palla messa giù da Lacti che poi costato nelle retrovie con Zeljak che però allarga bene per Lepore non ha spazio, trova Lacti abbattuto senza fallo, giustamente senza fallo. Sì, però anche qua hai visto la difficoltà. Sì. Lepore, che non è sicuramente un giocatore che non ha tecnica, ha dovuto mettere una palla calcolando che è un campo molto corto. Sì, proprio ha fatto una palla col contagiri per Lacti, che a quel punto però era proprio in bilico, è stato un po' spostato. Spiace perché si è messi male. Diciamo che allora dobbiamo cercare di partire bene dal punto di vista attenzione, non c'è il fallo su Pecorini? Sì, c'è il fallo? Sì, c'è fallo, ha fischiato. Comunque Stucchi aveva intercettato con i piedi il pallone concluso, non so se ha poi fischiato fallo, spero di sì, perché sarebbe stato un brutto errore. Allora, questo è un arbitro che sta rivelando improvvisamente tutta la sua scarsezza, casalinghità, perché la sua scarsezza tecnica, perché non si è neanche capito se ha dato un fallo, se l'ha fatto fischiare. Improvvisamente i giocatori si sono messi a giocare come se fossimo all'oratorio. Difatti siamo in un oratorio qui, poco più, sì. Con tutto il rispetto per la funzione degli oratori. Adesso diciamo che si è ribaltata la situazione del primo tempo, Lecco che dovrebbe provare a fare un po' di più la partita, cosa che non ha ancora fatto oggi perché appunto non era richiesto dalla situazione. E invece Verona che continua l'avanzata, adesso Lacti bravo a guadagnarsi una rimessa laterale con Lepore alla battuta. Vediamo se anche mister Tacchinardi ovviamente non può pescare chissà quanto, però se proverà ad andare a fare qualche modifica. Sì, ma rimaniamo in porta noi però. Ottima l'apertura per Amadio che può andare al cross, la palla ancora leggermente fuori area, questa volta c'è piazzato Zambataro che però è costretto a lasciare a Stucchi che poi... Va bene, usciamo da questo inghippo e andiamo in pubblicità e ci risentiamo subito dopo sperando di raccontare delle cose migliori. Il Bottegone, attività storica del 1800, è dal 2020 nell'area di Lecco per te una garanzia nella ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Affidati ad un personale esperto che dona la massima attenzione alle tue esigenze e pronto nella consulenza al cliente. Non perderti i nuovi prodotti che vengono messi in vendita regolarmente. Visita la sede principale del Bottegone in via Provinciale 73, Monticello, Lecco. Per info chiama il numero 039 920 2088 www.ilbottegonesrl.it.
Ben ritrovati amici blucelesti per la seconda parte del secondo tempo di Virtus Verona Lecco, che vede la Virtus Verona inoppiatamente in vantaggio sul Lecco per 2-1. Siamo al 55esimo, in questo momento c'è un calcio d'angolo che si appresta a battere Alfredson, che comunque è lui che gestisce tutto. Sì, ha fatto la fase difensiva, la fase offensiva, il centrocampo, praticamente è un uomo ovunque, e il Lecco sta cercando di farsi vedere, però cosa dici Stefano? Sembra un po' adesso sulle gambe, siamo all'11esimo del secondo tempo e loro continuano a correre, noi invece arranchiamo un po'. Attenzione, mamma mia, qui ha rischiato Ruggero sul primo palo di avere la palla d'oro, perché era praticamente da solo, ma ha preferito girarla subito e non c'è riuscito verso la porta, l'ha messa sul fondo. Va cambiato qualcosa secondo me, per forza, perché se non vuoi partire con una sconfitta devi cercare di buttarla sul piano della battaglia, metti chi ha più ne ha di più, perché poi tra l'altro Magni e Zambataro sono sempre, diciamo, nel tentativo della giocata decisiva, perché c'è poco accompagnamento da parte degli altri. No, io dicevo Eusebi non tanto per la voglia di vederlo, che è un giocatore che si conosce, ma proprio perché per stazza fisica se butti dei cross e poi occupa gli spazi. Attenzione, c'è l'arbitro a terra, è stato forse colpito al ginocchio. Magari se lo sostituiscono. Sarò cattivo, se lo sostituiscono sono contento di le fa male il ginocchio, no? No, ma stia vediamo, adesso ripetono. Sì, è stato Zambataro che gli ha tirato un calcione involontario, ovviamente. E no, dicevamo, sta facendo fatica adesso il Lecco, perché mentre appunto prima in contenimento, eccoli i cambi, ci sono il numero 21 Girelli che entra in campo al posto di Lacti e Magni esce. E sì, ma io non avrei tolto Magni, però Eusepi preferisce magari cercare di buttare là dei palloni, mister Tacchinaldi con la doppia punta, il doppio centravanti, però sinceramente Magni mi sembrava ancora abbastanza in palla, mentre vedremo Girelli a centrocampo, numero 21. Io non l'ho ancora visto quest'anno, anche perché nemmeno io non ho visto praticamente niente ancora. È una capigliatura folta alla Collovati, anzi forse per usare qualche paragone un po' più recente, alla Witzel, tanto per citare un centrocampista di fama. Però continua a essere il possesso. Attenzione il Verona con questo buon tocco verso Sinani, che difende alla grande il pallone, lo fa filtrare bene, ma per fortuna Pecorini intercetta e rilancia. L'Ecco che però adesso è totalmente in apnea, non riesce a tenere palla, non riesce a fare gioco. Deve giocare, si è visto poco in questa fase qui la parte esterni. Giudici per esempio è uscito? No, ancora in campo. Giudici oggi non si è visto molto. Ha fatto 2 azioni inizialmente, la prima parte del primo tempo. Però diciamo che il Lecco magari non si vedeva, perché pensavamo più a non prendere il pareggio, però ha lasciato molto campo. Vediamo se noi dovremmo giocarcela sulle punizioni dal limite e su Eusepi e buttare dentro qualche pallone. Come adesso vediamo la palla messa giù in qualche maniera da Zambataro, poi no, non riesce ad arrivare lì, poi c'è Alfredson prima di lui. Attenzione. Lancio subito lungo, Stucchi fuori dalla propria area, attende però che la palla arrivi entro i propri 16 metri e fa ripartire l'azione di Pecorini. Ma Stucchi era già stato da noi, giusto? Mi chiedi troppo, forse Matteo può dircelo. Mi pare di sì. Vediamo adesso il Verona che recupera un'altra palla, non riusciamo a tenere l'azione per più di qualche secondo, anzi riparte adesso il numero 27 Faedo, poi lascia Alfredson, Tonchin, sempre Verona in possesso palla. Ecco che
siamo solo al 60°, manca ancora mezz'ora, quindi ci sarebbe tutto il tempo, ma no, c'è il tempo, non sembra però avere la carica. No, la carica secondo me ti viene fuori dal momento in cui riesci a centrare un'azione. Allora devono trovare secondo me le misure per l'azione invece di buttare dei palloni. Lepore per Zambataro, che apre benissimo per Enrici, che sale sulla sinistra, a fianco a lui c'è Giudici, servito. Dai Giudici, su! Parte il cross altissimo di Giudici, il campanile che non raggiunge Eusepi. Sì, deviato e non raggiunge Eusepi, poi c'è fallo. Una sbracciata ai danni di Maldonado, riparte invece Danti per Sinani, la conclusione è questa volta ribattuta da Pecorini, ma ancora arriva il numero 14 Amadio. Allora Girelli da dove l'abbiamo preso? Cioè, voglio dire, sveglia, perché sei entrato adesso, sei bello fresco di giornata. Lepore che sbaglia completamente il passaggio, lo serve ad Alfredson. Tanto Eusepi cerca di andare in pressione, ma è da solo. Sbagliano anche loro, però riconquista la palla Enrici. Giudici cerca di andare da solo sulla sinistra, viene fermato da Talarico, che tiene anche palla in campo, non la lascia uscire, poi Giudici un fallo di frustrazione, mette giù il numero 44 avversario. Comunque Stucchi non era stato da noi, arriva da Renate Triti in Piacenza. Sì. Vediamo. Punizione dalle retrovie per la Virtus Verona. Tanto poco da dire sugli altri campi, solo il terzo gol del Vicenza, mentre si libera ancora dalle parti di rigore il Verona. Un'altra conclusione ribattuta. Vediamo Zambataro adesso agire. Bravo, cambia. Gestisce bene il pallone, lo osserva Zeliak che sale. Dai Zeliak, su. Bello il pallone per Girelli che ha un po' di spazio, lo osserva Lepore ha un'altra palla col contagiri per Girelli che poi si fa anticipare dal Faedo e palla sul fondo per Sheikh. Diciamo che Girelli non ha avuto un buon impatto sulla sfida. Devo dire, per quello che non lo conoscevo, per quello che ho visto fino adesso, non è che mi abbia impressionato. Avrei preferito non conoscerlo. Sì, favorevolmente, senza nulla da togliere, senza offendere nessuno. Vediamo, magari ci sta carburando, vediamo. Mentre sta carburando Girelli, noi carburiamo con la pubblicità. Ci vediamo e ci sentiamo subito dopo. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. Tanti. Sì. Ammonizione finalmente per un giocatore della Vecom, per la Virtus Verona, Danti, intervenuto piede a martello su Maldonado. Siamo però purtroppo distanti dall'area di rigore, vediamo. Può mettere anche una palla in appoggio per qualche compagno messa bene, perché lui il piede c'è un piede fatato. Però francamente adesso voglio dire, questi qui picchiano un po' come di Fabri Ferrari. Sì, è lo stesso fallo del primo tempo che non ha minimamente. Piedi a martello contati, sanzionato uno con un giallo e con il fallo adesso, e altri 4. Vediamo con la punizione, palla dentro l'area, anzi sul secondo palo. Lepore ha cercato di rimetterla di testa, nulla di che, uno schema mal riuscito, se era uno schema. Tanto avanza Lonardi, riesce in qualche maniera Pecorini a uscire bene dalla propria area per mettere in rimessa laterale. Amadio qui sulla sinistra pronto per la rimessa in gioco. Ripartiamo, 65esimo della partita, 2-1 Verona, una doppia conclusione da limite dell'area per i 2 gol che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Pinzauti. Pinzauti stesso adesso va a
concedere la rimessa laterale, anzi no, c'è la deviazione di Faedo che si lamenta per una carica. Allora, la nostra Vicenza ha segnato un altro gol, quindi vince 4-1 con la Prosesto. Sì. La Juventus continua a vincere praticamente 2-0 con il Trento Calcio, l'Albino Leffe pareggia con la Ferrari Pisarò, la Propate sta pareggiando. Zambataro il cross dentro, troppo sul portiere, peccato. Dicevo, la Propate sta facendo 0-0 con l'Arzignano, e poi cosa abbiamo qua? La Provercelli 0-0, 63 col Padova, e l'Albino Leffe che abbiamo detto prima con la Ferrari Pisarò 0-0. Peccato il cross di Zambataro perché Eusepi era in zona troppo sul portiere Sheikh, ha fatto sulla sfera, speriamo che sia quel giro di vite che il Lecco dà alla retroguardia. Ancora Zambataro, ancora un cross, la palla al centro, va giù Eusepi, c'era forse però il fuorigioco. No, gli ha dato fallo secondo me contro, ma fallo per come è saltato Eusepi. Sì, comunque diciamo che Zambataro adesso ha deciso di provare a cercare il numero 9 blu celeste perché diciamo c'è da tirare un po' le somme di sta partita e provare a rimetterla in carreggiata. Proviamo, siamo arrivati intanto al 66esimo, il tempo c'è, ma lo diciamo sempre, però quando il tempo c'è stai perdendo sembra sempre meno. Sì, infatti, corre poi veloce soprattutto. Esatto. Tanto stavo guardando, c'è una partitella a Milano che è sull'1-1. Sì, l'ho visto. Però non interessa al momento, c'è altro da recuperare qua. Attenzione, sempre Sinani che ha fatto molto lavoro sporco. Io temevo, noi abbiamo dei problemi in difesa, soprattutto se mancano uno dei titolari, diventa già un problema. Secondo me si è persa l'occasione in questo mercato, non so cosa ne pensi tu, di intervenire proprio sulla difesa, per esempio con un centrale di sinistra per esempio che non si vede. Sì, c'è sempre Enrici che però sappiamo bravo, però ha dei limiti sia tra virgolette non mentali, sì, caratteriali, diciamo di sanzioni spesso e volentieri anche inopinate, e comunque non ha il passo dell'esterno puro, quindi vediamo questa palla di Eusepi. Shaikh, che rischio, fuori area di petto, poi non cerca di intervenire Pinzauti, ma c'è qualcosa ancora, cosa è successo? Non si capisce bene. È un campo di fuori gioco, sì, però c'è un giocatore a terra che è Danti. Ecco, Danti ci è rotto di dietro anche davanti. Purtroppo quel secondo gol ci ha veramente rotto i maroni. Intanto si prepara a entrare. Io non sono di parte, lo voglio sapere. C'è stato il cambio è uscito Lepore, ho visto bene. No, Zambataro. È uscito Lepore, è entrato, non ho visto chi però. Rossi, è entrato Rossi l'esterno, quello del Vicenza. Enrico Rossi, il numero 30. Sì, Lepore effettivamente non è riuscito a dare diciamo quello che può, mentre adesso ci sono due cambi per la Virtus Vecomp, già ero in difficoltà di conoscere quelli in campo, figuriamoci adesso quelli che entreranno. La cosa Stefano, ci dà meno fastidio se riusciamo almeno a pareggiarla questa partita. Sinceramente portare via un punto in questi campi è sempre una buona cosa, diciamo così. È entrato Casarotto. Dico una cosa da diversi anni, ma vedo che nessuno mi ascolta, parlo anche degli allenatori, cioè che è meglio fare un punto che perdere le partite, perché il punto poi alla fine, quando ti mancano i punti per centrare certi obiettivi, dovresti ricordarti come hai fatto a perdere delle partite e non pareggiarle. No, ma poi tanti dicono che con una vittoria e una sconfitta è meglio che due pareggi, però intanto non perdere è sempre meglio. Tanto Giudice è venuto qui a destra e Rossi probabilmente è andato a sinistra. Vediamo se c'è qualche ripiazzamento, forse ha messo il 4-4-2 perché mi sembra di vedere Rossi come terzino, diciamo così, Zambataro largo sulla sinistra, potrebbe aver messo adesso il 4-4-2, non più il 4-3-3 di 3-4-3 di prima, anche perché adesso ci sono due punte fisiche forti e non una centrale con due mezzali.
Intanto punizione con la Vecomp, Alfredson sul secondo palo, c'è la palla direttamente sul fondo. Beh, anche loro sinceramente hanno pescato veramente i due jolly comunque. Però vedi, allora il primo gliel'abbiamo messo sui piedi noi. E anche il secondo qua. Abbiamo sbagliato l'uscita completamente sul primo. Beh, sul secondo non c'era marcatura, quindi... Cioè, inutile stare a cercare di uscire con il pallone nei piedi, prendilo e rinvialo, buttalo. Sì, io sono sempre stato favorevole alla palla lunga e pedalare, o alla palla in tribuna. No, adesso un altro errore. I passaggi no look su un campo di scena. Eccolo, però per fortuna sbagliano anche loro. Il giudice recupera pallone. Pinzauti, perché in fase di palleggio non è che siano dei mostri. Zambataro cerca anche lui la conclusione ribattuta, cioè deviata più che ribattuta. Eusepi decide di tenerla in campo. Zeliak palla dentro, Girelli, il tocco per Zeliak, è leggermente in ritardo, c'è l'angolo. Tocco con tunnel, ma non lo voleva fare secondo me. Secondo me ha tentato il passaggio. Ma dai, concediamolo. Allora, un tunnel che ha voluto fare un tunnel che è diventato un passaggio che è stato deviato in calcio d'angolo a favore del Lecco. Sì, Zeliak ha fatto un ottimo taglio in area di rigore, Girelli ha provato a servirlo. Zeliak ha anticipato, però buono movimento, palla dentro, messa fuori dalla retroguardia, Alfredson ovunque e ben piazzato, mentre adesso Zambataro è un po' in difficoltà ma recupera con la sua velocità e poi con la sua classe anche. Difende il pallone. È riuscito a dargli un... I giocatori della Vecomp e della Verona che giustamente adesso cercano di buttarla in rissa perché a loro conviene. È riuscito a dargli un fallo all'Ecco che era talmente evidente ancora prima che lo fischiasse, perché da come è partito il giocatore si è capito che gli faceva fallo. Ma poi Zambataro stava aspettando solo quello perché era lì in difesa del pallone. Tanto spazio, pubblicità. A dopo. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Dai Girelli, vado via qui, va. Sbagliano anche loro, Zambataro su un rilancio errato apre per Rossi che finalmente ha modo di farsi vedere il cross, bello, secondo palo, non però adeguato a Giudici, troppo alto. Sì, però la strada è questa su un campo così, sicuramente. Cioè, dobbiamo incentivare e aumentare il cross, porca miseria. E poi soprattutto bisogna mettergli pressione perché sbagliano anche loro, il tempo c'è, siamo al 73esimo, c'è tutto il tempo, adesso sembra di vedere un Lecco un po' più... No, anche per loro si sono tirati indietro un bel po'. E poi sono in difesa e sono molto bassi, quindi diventa un problema trovare gli spazi, però se la mettiamo dentro questa palla... Abbiamo i giocatori per giocarcela poi dentro, la palla che sfila e non riesce a metterla, a deviarla. Pinzauti adesso non ho visto chi era tra i due e combatte adesso l'Ecco a centrocampo, sfila bene però il Verona. Vediamo il tentativo di giocata di Tonchin, bravissimo Pecorini, devo dire mi è piaciuto oggi, attenzione però all'errore in fase di impostazione di Maldonado, stranamente poi Pecorini recupera. Vediamo, non deve perdere il pallone, guadagna, anzi deve saltare. Pecorini bene oggi, direi. Sì, è un giocatore che non mi ha mai stimolato dei grandi consensi neanche quando era sesto, però devo dire che oggi ha giocato una partita direi più che onorevole. Ecco, adesso non lascia passare questo pallone, adesso probabilmente si allungheranno anche un po' gli spazi perché il Verona non sta rintanato nella sua, cioè ha arretrato il raggio d'azione sì, ma non disdegna di avanzare, quindi l'Ecco dovrebbe cercare di approfittarne, ha i giocatori per farlo, in primis uno su tutti Zambataro. Adesso la palla era già uscita, il guardialine non ha alzato la bandierina. Sì, ma dobbiamo alzare i ritmi perché diventa difficile poi recuperare così.
se ti lasci adeguare adeguare praticamente al non gioco che sta facendo in questo momento il Verona, diventa difficile. Tanto Pinzauti tenuto a terra, non c'è fallo, però vediamo se riesce il centrocampo bluceleste ad arginare la Virtus Viecom, si la costringe all'errore. Stucchi cerca subito il pallone per i giocatori blucelesti. Zambataro, che è un po' adesso la mezzala di costruzione principale dei blucelesti, salta l'uomo ma viene spostato col fisico, dunque perde però la sfera. Bisogna anche fargli capire a Zambataro, i compagni dico, che sono lì vicino, che ti vengono ad aiutare. Buona l'apertura di Rossi per Giudici, poi Zeliak punta, che sale, punta, Zeliak aspetta il momento proprio per il cross, lo mette sul secondo palo, Sceicca vuoto, ma non ci sono più. Allora, questo è un portiere che mi lascia assolutamente convinto che se gli fai un tiro in porta fai un altro gol. Tanto Stucchi esce bene dai pali dalla propria area di rigore coi piedi, e poi Maldonado l'apertura, Zambataro addomestica in tutti i sensi questo pallone, apertura sulla destra dove c'è Zeliak, il tocco per Giudici che trova una palla deviata, Pinzauti combatte, Giudici ancora non riesce a tornare sulla sfera, Lecco che cerca di tenere adesso la Verona nella propria metacampo. Andiamo avanti con i cross in centro area, palla dentro, Eusepi cerca il filtrante invece di concludere, ancora Eusepi col fisico, viene atterrato da Alfredson senza palla. Allora, Burlamacco, quest'arbitro qui è una cosa allucinante, Berlando, Burlamacco, è stato Buttregone, preso e attenzione, no, niente da fare sul fondo, è stato cinturato. Palla che è finita sugli alberi. È stato cinturato Eusepi e buttato a terra con una mossa da combattimento. Karateka. Esatto. Eusepi che però in precedenza forse poteva provare la botta da fuori, invece ha preferito un tentativo di servizio di metterla più sicura. Però da lì, visto che loro ci hanno provato e ci sono riusciti, proviamoci anche noi. Però sai che le dinamiche poi quando sei lì stai giocando in un certo modo. Certo, da qui è facile parlare. Ho visto delle cose positive ma anche delle piccole negatività che però possono diventare delle cose pregiudizievoli, perché per esempio questo subentrato qui Girelli, voglio dire, mi sembra un gran confusionario, non mi ha dato l'impressione di essere uno con le idee chiare. Vediamolo adesso. Dai sta palla. Vediamo se ti smentisce, se allunga palla sull'esterno. Madonna, no. Poteva forse servirla dietro, c'erano due compagni in posizione di cross, ha preferito l'azione. Bravo Pecorini a recuperare il pallone e poi no, questo no. Maldonado è un po' uscito dalla è una condizione ancora anomala la sua. Sì, diciamo che cerca di stare di testa delle fila, ma ovviamente non ha il passo ancora, anche se adesso vediamo in possesso palla, prova a gestirla bene l'apertura per Giudici che si accentra invece di allargarsi, cambio gioco per Rossi che deve affrontare due uomini. Rossi, il cross basso, c'è la deviazione che arriva ad Eusepi che però scivola. Era stato anche trattenuto. E abbiamo quello ormai. Quando ha tentato di scattare verso il pallone aveva la maglietta un po' tirata. Adesso dobbiamo cercare di tenerli lì. Stucchi non fa boiate e riesce a rilanciare. Vediamo se Zeliak, anzi Pecorini, riesce a recuperare questo pallone. Non ci riesce. La palla rimane a Talarico che però rallenta l'azione dei suoi. Vediamo Girelli, ci prova con il fisico, con il fallo anzi più che col fisico. Tovercelli in vantaggio 1-0, Arzignano in vantaggio sul campo di Busto. Intanto è Feralpi avanti all'F. Vediamo, intanto esce Amadio, entra il numero 11 Manfrin. Ti correggo, non è più all'F, è a Zanica. Ok. Diciamo tutti. Perché quelli di L'F ci tengono a dire che non c'è più l'Albino L'F, che l'F non è il L'F. È l'Albino L'F Zanica. No, Zanica perché hanno il centro sportivo a Zanica. Sì. È stato molto bello, spettacolare. Intanto vediamo l'entrata appunto di Manfrin.
Lecco che forse prepara qualche altro cambio, vediamo. Tanto una palla assurda della Verona che... 10 minuti alla fine, il Lecco sta soccombendo in maniera inopinata, lo dico da tifoso ma anche in maniera obiettiva, non meriterebbe di perdere ma perde. Quando non si merita di perdere e si sta perdendo c'è qualcosa che non ha funzionato. Girano oltretutto. Poi... Però girano le scatole e poi si comincia a sentire già la prima partita un'aria non bella. Esatto. Soprattutto con certi personaggi anche seduti in panchina, non siamo in quello che può succedere. Tanto il numero di Rossi che poi trova l'angolo, sì, e adesso giochiamocela su questo angolo. Le torri ci sono, Pecorini, Sigliak, poi soprattutto Eusepi e Pinzauti. Arriva anche, vediamo, Enrici. Strano che non batta Maldonado, ma Maldonado è uscito? No, è dentro. Sì, giocata malissimo. Il corner battuto corto è il controsenso nel calcio. E riprendiamo ripartenza. Attenzione con il numero 90 Casarotto, palla dentro, intervento enorme di Pecorini che praticamente con... non so se fosse il numero 9 Sinani davanti a Stucchi in teca scivolato, porta via il pallone all'attaccante avversario e salva praticamente una rete quasi fatta. Pubblicità, ci risentiamo subito dopo per gli ultimi minuti di Virtus Verona Lecco. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649. On Air il lunedì alle 21:30 su leccochannel.it e in podcast su lcnsport.it. Sentite un centrale di difesa. Allora, siamo ritornati in studio, c'è un contrattacco, attenzione. 2 entra in campo. Mamma mia. Grazie Manfrin. Questo Manfrin mi ricorda un certo Manbrin che avevamo noi. Brum brum. Intanto il tifo bluceleste si fa sentire, ma c'è della delusione perché francamente questa parte qui di gara non ha prodotto moltissimo per quel che riguarda il Lecco e ci aspettavamo qualcosa di un po' più spumeggiante. Si nota la mancanza, ripeto, a centrocampo di un mediano di centrocampo anche di un certo tipo. Sì, diciamo che Maldonado non ha ancora la condizione per farlo. No. E Girelli ci prova ma al momento non ce la fa. È una fase un po' confusionaria. Tanto è uscito Giudici che se ne va negli spogliatoi dall'altro lato per abbreviare i tempi. A Eleven piace molto Simone Stucchi perché lo sta inquadrando da minuti nonostante ci sia stato il cambio. Longo è entrato in campo, il classe 2002, Stefano Longo, si vede che Scapuzzi proprio oggi non c'è, non esiste. Beh, penso che Simone Stucchi si farà dare filmati di questa partita perché è stato inquadrato per ore. Allora dai, bruciamoci questi ultimi 6 minuti più eventuale recupero. Forza! Palla sull'esterno mancino. E non giochiamola indietro, che la porta è dall'altra parte. Dai ragazzi, su, forza! Pecorini porta palla, l'avanzata, il cross dentro, c'è il tentativo di rovesciata, non riuscito, poi una conclusione ribattuta. Adesso attenzione alla ripartenza di Sinani che ha tutto il campo, entra in area dalla sinistra, cerca di andare sul destro, conclusione ribattuta, poi la palla che esce, in qualche maniera riesce Longo a ripartire, Zambataro attende la salita di Zeliak,
Zelia che è un po' coperto, cerca il cross, palla messa giù proprio da Longo che viene attaccato sul piede da Poggi. Allora, non c'è fallo. Non si capisce che cosa c'è la classe arbitrale con l'Ecco dall'anno scorso e dall'altro anno che non vedo delle cose regolari. Tentativo adesso di sfondamento da parte di Scapuzzi, che infatti è entrato in campo nel frattempo. Non ho visto a posto di chi, perché ormai si sono persi un po' tutti i riferimenti. Eleven non fa vedere niente. Non fa vedere niente ed è cross di testa al primo cross buono. Grande Eusepi. Allora cosa avevo detto? Ripeto, io non ho mai giocato a calcio, ci tengo anche a sottolinearlo. Cross e Eusepi. Chi era fatto il cross? Scapuzzi? Scapuzzi, vediamo, gira, no, era Longo il cross dalla linea laterale, bello, e Eusepi che di esperienza sposta il marcatore durante lo stacco. Sì, ma c'è un fisico questo, ragazzi, cioè, questo qui se lo servi con questo in questo sì, sistema. Poi praticamente ha solo dovuto appoggiarla di testa poi sul secondo palo, perché ormai aveva fatto fuori il proprio marcatore. Intanto ci sono... Diamo l'informazione di servizio: a Milano e nel derby il Milan vince 2-1 in questo momento, e vediamo chi ha segnato. Giroud, primo gol Leao, secondo Giroud, bene, e per l'Inter ha segnato Brozovic. Intanto c'è l'ammonizione per Burigana, non so se ha fatto qualche esultanza un po' particolare, mentre c'è stata anche il giallo per credo Faedo, che fa rima, perché probabilmente ha protestato per quello che penso sia stato un mezzo fallo di Eusepi, perché si è visto proprio il marcatore volare a terra e lui che invece appoggiava senza neanche staccare troppo da terra. Amici ascoltatori e video amatori delle partite che vedete con l'NLC nel stadio, cioè sarebbe stato ingiusto oggi se il Lecco avesse perso, no? Diciamo così, praticamente questa partita, perché non ha fatto delle cose straordinarie, ma ha fatto una partita di buon livello, per esempio per tutto quasi il primo tempo, no? Soprattutto ha fatto qualche azione da rete che potevano legittimare anche il 2-0, ma chiaramente poi dopo quello che contano sono i risultati, e grazie a quel marpione d'area di rigore di Umberto Eusepi, che cosa succede? Che abbiamo pareggiato, l'abbiamo messa, e adesso attenzione, Longo, palla dentro, cerca di girarsi Scapuzzi, la conclusione di mano. Abbiamo mancato il gol della vittoria, ragazzi. Sheikh non trattiene e Zambataro era leggermente più avanzato. Me la canto e me la suono da solo. Cosa ho detto di questo portiere prima? Chi era? Aveva uno che si chiama Sharm el Sheikh, è sempre in vacanza. Ma anche il Shapir eventualmente. Ancora Longo comunque con un'altra palla interessante, ha messo in difficoltà Zelia, che intanto una fucilata su di mezzo, la palla lì, Eusepi non se ne avvede. Lecco che sta quasi sotto pressione, dai. Sì, ma soprattutto il pari sta stretto all'Ecco, perché adesso va bene, sì, va bene che hanno avuto possesso palla, va bene che intanto Zambataro riesce in qualche maniera a mettere il pallone, ma Sheikh a quel punto, anzi no, era già sul fondo, era già oltrepassato la linea. Però diciamo che a livello di gioco forse la percentuale di possesso è stata in favore del Verona, ma le occasioni sono tutte dalla parte dell'Ecco. Occasioni magari non trascendentali, ma la presenza in area di rigore è stata sicuramente maggiore. Ricordiamo le occasioni di Giudici sul finire del primo tempo e di Giudici in precedenza. Stefano, sono d'accordissimo, sarei un bugiardo a dire che il contrario, cioè, solo che, ripeto, mi è sembrato di vedere in alcuni elementi, non tanti per la verità, ma 2 o 3 elementi c'è un po' di scarsità anche di idee, perché voglio dire, puoi anche correre come un cavallo, ma puoi correre anche come un cavallo bolso. No, ma poi soprattutto, diciamo, a un certo punto è sembrato quasi che non ne avessero più. No, invece, come dicevi tu, è bastato quell'occasione persa di quel cross andato leggermente lungo che... Allora, scusate, io nel calcio ho visto di tutto, ma questo panzone allenatore, magazziniere, autista del pullman, tintore, perché pulisce anche le magliette, no, e presidente, tra virgolette, non si capisce bene di che cosa, di Fresco, ma mettiamolo al fresco. Attenzione, Zeljak, ottimo, la riconquista, Zambataro, palla dentro!
Oh mamma, adesso attenzione, in mezzo ai coglioni. Adesso vediamo cosa combina. Intanto raccontiamo, c'è stato il cross basso e il tentativo di intercetto, Sheik non so come ha fatto a prenderla, l'ha ribattuta e il giocatore delle una bella ripartenza, poteva essere la vittoria piena questa. Attenzione perché qui il Maldonado mi darà ragione. Maldonado, ma non c'è punizione però perché è palla perché lui ha toccato il pallone, è palla scodellata. E stanno litigando infatti sul fatto che il Lecco la voglia, mentre quelli giustamente della Verona vorrebbero gestirla. Palla scodellata è una minestra mal cucinata. Palla per il Brucesti, poi Maldonado diciamo che non la gioca in avanti ma nelle retrovie. E Ricci, intanto siamo già un minuto oltre, non ho sentito, non ho visto. Tanto a Milano il Milan vince 3-1 con un altro gol di Leao. Rafael Leao secondo rete, intanto riconquista il pallone Eusebi. Guarda la maglia, mamma mia, Eusebi che trattore, se ne porta a spasso 2 e guadagna la punizione. No, non gli ha dato il fallo, l'ha dato contro. Ma chiamata che dire casalinga e fargli un complimento. Eusebi che praticamente Aspetta che faccio un segno, scusate, una piccola divagazione, se intanto siamo al 91esimo, non so quanti minuti ha dato, hai visto? Non ha detto, non si è capito. Nessuno sa. Comunque faccio una comunicazione di servizio a Ivan, no, che sta guardando il telefonino, siamo sul 3-1 a Milano. Tanto Lecco che rilancia Eusebi ancora. Intanto c'è un fallaccio a centrocampo del Verona su un giocatore del Lecco, ovviamente non sanzionato da assolutamente se ne guarda bene burlonando Burlamacco si guarda bene dal sanzionare qualsiasi fallaccio, ci sta burlando in tutti i sensi. Tanto Tacchinardi a sbraccia perché c'è appunto, non ho visto chi è a terra, non ho visto chi è il giocatore a terra, scarpe rosse, forse non Maldonado, spero, no? Non è Maldonado, vero? No, mi auguro di no. Perché ha le scarpe rosse, non lo vedo. C'è più di un giocatore con le scarpe rosse. Sì, però sono i difensori, sono due difensori, Ricci e... Vediamo. Cazzo è lui. Aia. Ginocchio, ha messo il pallone, ha fondato il piede nel terreno e gli si è girato il ginocchio. Sì, però vediamo, aspettiamo un attimo. Mancino, mani sul volto. No, più che altro perché un giocatore della sua esperienza penso che capisca subito. Beh no, ma sai, dipende, per questi campi qui ti fanno sentire anche dei dolori più forti di quello che magari sono. Vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Però è anche quel terreno qua che è preoccupante. 4 minuti intanto, ma siamo nel quarto e non stiamo giocando da 30 secondi, quindi vediamo. Intanto se vuoi darci un'idea di cosa stanno facendo gli altri, sì, stavo guardando infatti, allora sempre Feralpi avanti a Zanica, Juventus con l'Albino Leffe 2-0, sì giusto, Juventus 2-0 col Trento, Novara avanti 2-1 con Renate, Propatria che ha riagguantato il pareggio con l'Arzignano, Provercelli avanti 1-0 col Padova, San Giuliano 4, Mantova 2 e Verona, ecco 2-2, poi ci saranno Pergoletese, Piacenza, Triestina, Pordenone questa sera. Tanto vediamo se recupererà 2 o 1 minuto solo o 1 minuto e 30. Si riparte, siamo al 93-50. Tanto Maldonado è uscito, andremo probabilmente al 95. Zoppicante, speriamo che non sia niente di grave, dai. Magari non conosco il giocatore, ci sono giocatori che magari sentono di più gli infortuni. Mentre vediamo da Verona che... ma stiamo giocando, è stato sostituito Maldonado, non credo. No, eccolo che... Attenzione, no. Verona che diciamo negli ultimi 10 è scomparso 15 dai monitor. E soprattutto ha dato prova di non avere veramente una grande cifra tecnica, diciamo così. Tanto pallone ovviamente che è sparito. Vediamo quanti. Allora, è una gestione questa qua, io lo dico da vecchio, ormai penso che sono più di 65 anni che vedo le partite del Lecco. Allora, questa è una gestione del torneo di bar che fanno in quei posti qua. Buttano, fanno sparire, tengono, cioè
cose che magari nel mondo professionistico vengono viste e non viste, no? Nel senso che, fischiato? Salve Rox, finita cari amici, ma restiamo in attesa dei commenti dal campo del nostro inviato Matteo Bonacina al campo santo della Virtus Verona, campo santo inteso in termini calcistici, un po' la morte del calcio, scusate, morte del calcio, sì. Grazie per essere stati con noi, ma rimanete con noi perché sentiamo anche la cifra del commento tecnico fatto proprio dal campo tanto Novara 3, ma cambia poco rispetto agli altri risultati, per il momento sembrano tenersi Novara 3, Renate 1. Sì, Debe anche la Provercelli che batte il Padova in casa, un risultato particolare. Vicenza che passato, se non ricordo male, in svantaggio con la Prosesto, poi guarda se dico qualcosa di sbagliato. Eleven inquadra fresco. Tanto Maldonado, scusa, ha un ciotto sotto il ginocchio, ma cammina regolarmente, dai, questa è la notizia migliore di tutte. Dicevi di fresche frasche lì che fresco, i magazzinieri, tutto il resto sta battezzando e burlando. Vado? Matteo! Ciao, ti do una notizia, non so se la sai già, il Milan sta vincendo 3-1 e il Lecco ha raggiunto sono arrivate 50 notifiche tutte insieme, vabbè. Compagnia. È perché tu sei lì che mangi i panini con salame a bordo campo. Magari. Ascolta, ma allora posso dire una cosa prima che mi fai la domanda? Sì, dimmi. Dio abbia in gloria Umberto Eusebio e lo preservi a buona salute. Ascolta, guarda, tu lo stai dicendo a uno che ha detto prima che entrasse deve mettere Eusebio e dobbiamo fare i cross. Come ha segnato Eusebio? Cross, pam. Sì. Arrivederci. Il calcio a volte è meno complicato di quello che lo fanno gli allenatori, Certo, ma chiaramente Tacchinardi ha buttato dentro tutti gli attaccanti che aveva. Questo gli rende merito perché l'ha indovinata. Non mi è piaciuto, allora c'è sempre una gestione un po' dell'oratorio, sempre con molto rispetto per gli oratori che sono un'istituzione che noi dobbiamo tenere da conto. Certo. Però il calcio giocato così da parte della Virtus Verona, torto per Alfredson, che è uno che il calcio è capace di giocarlo, mi sembra una grande una cosa poco divertente da vedere, ecco, se posso dire. Si sa che la Virtus Verona tutto fa meno che giocare un bel calcio. Esatto. Gioca un calcio molto pratico, molto speculativo. Ma direi più speculativo e più elementare, no? Perché noi quando abbiamo cominciato a capire che bisognava buttare dei cross abbiamo fatto quello che dovevamo fare, no? Sì, no, certo, poi è chiaro che questo è il tipo di partita che ti portava a dover stare dentro cross su cross e cercare le torri, due colpitori buoni, però non è riuscito, però comunque sicuramente l'ha dimostrato di essere un buon colpitore e mi ha fatto 2 gol di testa, non a caso. Sì, certo. Bene, dai, direi che tutto è bene perché finisce bene, anche se non finisce benissimo. Però Eusebi ha già dato la dimostrazione che se vai sul mercato e prendi dei giocatori per ruolo che sanno fare quello che devono fare, poi in qualche occasione lo fanno anche. Questo gli va agli intenditori tecnici che sono andati sul mercato. Francamente bisogna anche capirle queste cose qui, prenderne atto, ecco, quantomeno. No, ma infatti diciamo, forse adesso uso un termine sbagliato, io ho scusato personalmente la causa di Tacchinardi quando ha continuato a chiedere un attaccante, perché era evidente che a questa squadra mancassero giocatori con le caratteristiche di Umberto Eusebio, che era uguale, caratteristiche sono quelle lì. Anche se Pinzauti, scusami Matteo, anche se Pinzauti nel primo tempo, Pinzauti o Pinzauti, tu sai come si pronuncia? C'è in ballo una diatriba. Allora lasciamo perdere. Però lui quando lo vede, quando avrò, magari adesso non so. Me lo chiedi? Sì, no, perché c'è Pinzauti o Pinzauti e Ilari sono le 2 diatribe del momento, quindi bisogna capire un po'. Ecco, Ilari o Ilari, notizie sul suo rientro, perché per esempio è uno che già in questo centrocampo qui, capito, potrebbe essere. Sì, deve essere
un po' più concreto rispetto a quello che abbiamo visto nel precampionato. Devo dire che non mi è piaciuto molto l'ingresso di Girelli, che mi è sembrato un giocatore dinamico ma un po' confusionario. Allora, Girelli è un giocatore che ha fatto molta fatica nel precampionato a decidere, quindi deve crescere nettamente, perché ha delle caratteristiche di corsa importanti che deve mettere a servizio della squadra, quindi mi aspetto di più. Non era la prima scelta sul mercato perché era Andreoli, però poi Girelli comunque un giocatore che ha delle presenze, oggi continua presenze tra i professionisti, quindi è uno di quei giovani che deve essere più pronto degli altri. Se mi posso aspettare da Sangalli, che già abbiamo visto da Zuccon, che non sia pronto, ma non da Girelli. Matteo, Maldonado invece come sta? Ha preso una botta, si toccava la coscia sinistra. Vedremo se avremo modo di chiedere, sicuramente dovremo avere modo di chiedere mister Tacchinardi, però si toccava la coscia sinistra poco sopra il ginocchio, quindi è quello lì. Sappiamo che Maldonado è arrivato dopo non essersi praticamente allenato seriamente. L'abbiamo detto. Perché con la primavera, quindi è un giocatore che ha 3 settimane di allenamenti veri sulle gambe. Perché poi sembrava proprio aver affossato il piede e gli si fosse girato un po' il ginocchio. Sì, allora lui io non l'ho visto toccarsi il ginocchio, ma poco sopra, quindi vediamo. Questa me la impressione dal campo. Poi a fine partita comunque camminava abbastanza tranquillamente in mezzo agli altri, quindi. Sì, può essere che magari c'è un sovraccarico anche. Certo. Però abbiamo visto che quando ha fischiato la fine andava via abbastanza in maniera normale, probabilmente ha assorbito bene questa botta, diciamo. Sì, poi il campo comunque aveva alcune zone proprio sabbiose, quindi certo, sì. Magari... Ripeto, chiamiamolo Camposanto, perché poi in caso di necessità diventerà il terzo, il quarto o il quinto cimitero di Verona. Non abbiamo trovato la prima giornata. Postaccio. Bene, Matteo, grazie per il tuo prezioso e sempre reportage dal campo. Sta attento di non mangiare il pandoro, perché siamo già sotto Natale. Siamo no, lì. Vai di poi erano di un'altra squadra di Verona, i Pandori. Sì. Guarda che al confine, vi posso dire che al sabato pomeriggio in questo rione di Verona non ci sono i bar aperti. Ecco. C'è stato ancora, scusa, una curiosità, il saluto col pugno chiuso alzato da parte di un tot di non hai visto? No, dato Fresco sotto tutti i suoi titoli. Ma sì, ma Fresco bisogna metterlo lasciamo un po' di immaginazione, mettiamolo al Fresco. Sì, però vabbè, dai, ha dato anche onore al merito, perché comunque far calcio è un ambiente così. Ma sì, è facile portare i giocatori. Più che onore al merito, onore a 17 milioni di euro che non si capisce dove sono finiti, però sono ancora in ballo, mi sembra. Sì, dai. In ballo buon rientro, saluta anche tu il nostro uomo Opel, chiamiamolo così, sai che è Marino. Fate buon rientro e grazie per il tuo apporto, che non è mai stato e non è mai venuto meno. Grazie, ciao. Bene, che altro dire? Niente, fine della partita, Virtus Verona Lecco 2-2, poteva essere una vittoria per il Lecco, ma va bene così. È un campo per noi ostico, maledetto e indigesto. Poteva essere peggio, quindi ci diamo appuntamento per la prossima gara del Lecco, che sarà con... mamma mia, mamma mia, non si sa che squadra... Mi cogli impreparato. Guarda, dalla regia ci dicono pergolettese. Per fortuna, perché se c'era qua Stefano Bolotta, che ritornerà, l'avrebbe sicuramente saputo, è lui il mio appoggio di solito in queste cose, quindi. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Vi lasciamo con la programmazione consueta di Lecco Channel, con della buona musica e delle buone notizie, si spera. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.